Lecce, 1-1 tra Genoa e Roma, questi i risultati di oggi, e il Cagliari deve tenere il passo, perché comunque tante squadre che hanno fatto punti, l'Empoli ad esempio, che è teoricamente una dieta concorrente, lo Lecce, quindi malgrado i valori che vengono definiti alla vigilia, è un match che bisogna tentare assolutamente di rendere produttivo. Anche perché comunque il match, come abbiamo detto, tra Cagliari e Napoli è stato anche crocevia di stagioni in più di un'occasione, e anche oggi potrebbe essere quella prima vittoria che consiglierebbe, darebbe anche maggior vigore a questo inizio di avventura di Nicola sulla panchina rossoblù. Assolutamente sì, è uno di quei match che devi assolutamente affrontare con lo spirito anche che hai un bel carico di entusiasmo in palio oltre ai punti, e quindi necessariamente bisogna fare in modo che questo venga prodotto attraverso il campo, attraverso il risultato. Abbiamo le formazioni ufficiali delle due squadre, Vitto? Assolutamente sì, partiamo dal Cagliari che schiera Scuffet tra i pali. La difesa non cambia tanto con Zappa, Luperto e Mina che sono i tre di difesa, Mina centrale, Luperto a sinistra. Cambia poco anche a centrocampo, dove c'è solamente l'innesto di Gaetano, ma per gli infortuni dei Prati il resto è tutto confermato. Azzi insieme a Marini e De Iola, e a sinistra Augello, Gaetano dietro le due punte che sono confermate, Luvumbo e Piccoli. Dall'altra parte il Napoli che schiera Merette tra i pali. I tre difensori dovrebbero essere Buongiorno, Ramani con Di Lorenzo a destra e a sinistra Spinazzola, o viceversa. Per quanto riguarda invece il centrocampo, abbiamo ad agire in mezzo al campo Anghissà insieme a Mazzucchi, che potrebbe anche andare a sinistra e quindi rendere il posto centrale a qualcun altro, Lobocca, che sono i due giocatori che organizzeranno il gioco, e davanti abbiamo il trequartista sempre molto molto insidioso da parte del Napoli Politano, e le due coppie, la coppia d'attacco formata da Varascheira e Lukaku, che sono certamente i due uomini di punta. Assolutamente una formazione che sulla carta incute davvero tanto timore, quella del Napoli, reduce dalla vittoria interna con il Parma, ma una formazione che comunque ha dimostrato anche di avere i propri limiti. Proprio su quei limiti il Cagliari deve giocare e cercare di migliorare con una formazione che non è tanto diversa, ma presenta quell'elemento che è Gaetano, che potrebbe essere la perfetta congiunzione tra il centrocampo e l'attacco. Assolutamente sì, oltre che il centrocampista che può dare una mano all'attacco, può essere anche il centrocampista che dà ragione agli stessi attaccanti di poter attaccare e poter essere più produttivi, per giocatori in grado di poter servire sulla corsa sia Piccoli sia soprattutto Luvumbo, e quindi capaci di poter inserire nel modo migliore i diversi giocatori per arrivare fino alla porta, arrivare fino alla conclusione. Il Cagliari questo lo sa fare, l'ho dimostrato anche a Lecce nel corso del primo tempo, deve continuare a farlo e deve farlo con maggiore precisione, perché quel che è mancato è assolutamente il fatto che non si sia riusciti a realizzare il gol. Per il resto è stato un Cagliari che anche a Lecce ha proposto al massimo il proprio rendimento, mancando solamente del gol finale. E proprio il gol finale, proprio la precisione è stata quella che è stata rimproverata a Zito Luvumbo, un Zito Luvumbo che non ha ancora segnato in questa stagione, ma che l'anno scorso portò dei punti importanti proprio in casa contro il Napoli, realizzando la rete dell'1-1. Quindi oggi abbiamo più speranza, anche vista la tradizione, verso l'angolano. Sì, assolutamente sì, io credo che poi Luvumbo sia giocatore in grado di poter creare problemi, le occasioni che ha fallito in larga parte se le ha anche procurate, quindi dobbiamo dire che non possiamo non prendere in considerazione anche questo, cioè non è che Luvumbo abbia vanificato azioni create da altri, e sono soprattutto azioni che ha creato da solo. Certo, le poteva sfruttare meglio e questo è un dato di fatto, ma il fatto stesso che sia stato in grado di crearle dice che praticamente non ha completato l'opera, ma l'opera è comunque sua. Sono completamente d'accordo, perché in più di un'occasione, anche nella scorsa partita, proprio per l'occasione nel primo tempo soprattutto, era stata un'azione che era riuscito a creare grazie a uno strappo verso il diretto marcatore. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 340 5186 036, ci scrivono dalla curva nord, soprattutto abbiamo i nostri rappresentanti direttamente allo stadio. Allora salutiamo Alessio e salutiamo
anche Francesco che ci manda anche la foto della panoramica della curva, e non per ultimo, non per importanza, abbiamo il nostro Manuel che scrive Forza Cagliari, un Cagliari che quindi è supportato dai suoi tifosi in questa cornice l'Unipol Domus, ritorna tra le mura amiche che l'hanno visto conquistare 2 punti in 2 partite. Ora è tempo di andare a prendersi una vittoria, anche perché comunque il contraccolpo su morale sui tifosi, soprattutto nella sconfitta di Lecce, è stato bello importante, Vitto. Sì, secondo me è eccessivo, anche perché comunque sia ci sta che si possa perdere, è rimasto l'amaro in bocca. Questo però ti dice anche di una differenza sostanziale rispetto alla stessa partita, ad esempio giocato un anno prima, nella stagione scorsa contro il Lecce, dove le hai prese, sei tornato a casa e sei stato zitto perché non avevi proprio niente da lamentarti, le avevi meritati tutti. Stavolta la sconfitta non l'hai meritata, secondo me la potevi assolutamente evitare, così come potevi addirittura centrare non il pari ma addirittura la vittoria piena. Questo lascia l'amaro in bocca, però se lascia l'amaro in bocca vuol dire che qualcosa l'hai mangiata, nell'altro caso sei rimasto totalmente a bocca asciutta senza aver neanche assaggiato qualcosa. Effettivamente almeno qua il ricordo della sensazione piacevole del gol e della possibilità di riuscire a riprendere una partita. Speriamo che oggi possa essere delizioso il pasto del Cagliari in questo match delle 18 della domenica. Abbiamo visto, Nicola, cambiare piano piano la formazione, però sempre a piccoli passi. Ad esempio fiducia ancora ad Azzi sulla fascia destra, mentre Zortea secondo te non è ancora pronto per dare il massimo per il Cagliari? Potremmo dire, sintetizzando, a piccoli azzi, perché effettivamente Zortea andrebbe da quella parte e piccoli viene confermato, e secondo me è una cosa che va vista positivamente, questa del puntare su un assetto, perché quell'assetto è un assetto che ripeti, è un assetto che sperimenti, è un assetto che velocizzi, è un assetto che rendi quasi automatico. Quello a cui mira Nicola è proprio quello di ridurre i tempi di pensiero e aumentare i tempi dell'intesa quasi distinto, ed ecco perché in questo momento non vuole toccare più di tanto, ma sa di avere un'alternativa in ogni posizione, e questa è un po' la filosofia del tecnico. È giusto anche così, in modo che poi tutti partecipino a gioie e dolori della squadra e si sentano il più uniti possibile. Napoli che invece presenta tanti giocatori che conosciamo già, che abbiamo conosciuto nelle scorse stagioni, nelle scorse partite, e anche qualche volto nuovo dal nome parecchio pauroso, mettiamola in questi termini. Qual è il giocatore diciamo che temi maggiormente, Vitto, e che pensi la difesa dovrà guardare con un occhio un po' diverso? Lobotka, vado contro tendenza, cioè secondo me dobbiamo stare attenti a vincere il duello al centrocampo. Se vinci il duello al centrocampo riesci anche a portare il baricentro un po' più avanti. Se porti il baricentro più avanti, quelli che sono i giocatori più pericolosi, Kvaratskhelia, su tutti, finiscono per essere serviti meno. Dobbiamo assolutamente cercare di essere noi i protagonisti, non lasciare che lo siano i giocatori del Napoli, e se tu riesci a fare questo devi fare in modo anche che il Napoli ritorni in quella crisi che fino a 2 partite fa era una crisi profonda, che Conte sta risolvendo ma che è impensabile che abbia risolto del tutto. Effettivamente, proprio parlando di Lobotka, allora vedi più un Gaetano che magari, sfruttando anche le proprie conoscenze della squadra, può andare a fare da schermo alla fonte del gioco del Napoli per evitare che questo si sviluppi? Assolutamente sì, fa da schermo e contemporaneamente può diventare anche il giocatore determinante per il Cagliari in questa partita, un po' per motivazioni, un po' per conoscenza dell'avversario, un po' per caratteristiche, perché effettivamente al Cagliari è mancato un po' l'incursore in queste ultime 2 gare. Abbiamo chiesto i gol agli attaccanti ma non abbiamo visto grandi giocate alla fine vincenti da parte di chi si è inserito, perché piccoli e Lubumbo sono anche giocatori che sanno fare spazio per gli avversari. E vedremo se ci sarà lo spazio per far sì che i suoi propri compagni salgano e siano efficaci. Ci scrive al 340 5186 036 il nostro Luigi: ciao ragazzi, dobbiamo recuperare un po' di punti, forza Cagliari. Luigi evidenzia il fatto che comunque le piccole hanno tutte iniziato a viaggiare sin da subito. Questo è un fattore, Vitto, del fatto che il campionato sia appena iniziato e quindi ci siano più probabilità di risultati inaspettati, o è proprio un cambiamento ripasso rispetto agli anni passati? Ma io sono radiocronaca. Scusa, sto litigando perché arriva tardi, perché adesso vorrebbe passare qua. Io ho tutto il mio accampamento che non posso assolutamente smantellare. Dicevi, scusa, ho perso un po' quello che hai detto, Andrea, perché
non riesco in questo momento a focalizzare veramente. Stavamo ragionando un po' sul fatto che le piccole squadre in questo campionato siano partite molto bene, l'hai detto anche tu prima Luigi, ci hai detto che dobbiamo recuperare un po' di punti, effettivamente farebbero comodo anche per stare un po' più tranquilli e guardare gli altri di pari passo i 3 punti oggi con il Napoli, visto anche quanto viaggiano le altre. Sì, dobbiamo di fare il risultato, di riuscire a cogliere questo. Devo smantellare la mia baracca in diretta perché arrivano quando gli pare, non tengono conto del fatto che c'è gente che sta già lavorando, purtroppo non è di tutti insomma la capacità di capire le diverse situazioni. Sì, Andrea, credo che oggi una partita con un risultato utile possa essere determinante per cercare anche di reagire un po' a queste notizie che sono un po' la mina le mine che vengono depositate nelle sicurezze del Cagliari. Quindi io spero veramente che ci possa essere un risultato utile, che si possa arrivare a ottenere quello che può essere anche un filtro di buona speranza, perché comunque sia sono tutte cose quelle che riguardano gli altri che ci dovrebbero interessare relativamente, perché è il Cagliari che deve vincere, è il Cagliari che deve fare il risultato, è il Cagliari che deve necessariamente andare avanti. Assolutamente d'accordo con te, questo è il nostro grido, la nostra speranza in attesa che si avvii questa partita tra Cagliari e Napoli. Ci scrive il nostro Mauro da Quarto, un saluto a tutti voi cari amici, forza Cagliari e forza Cagliari Mauro. Speriamo oggi di poterti raccontare un grande match da parte della squadra rossoblu. Vito, noi stiamo per lasciare spazio ai nostri sponsor, allora un ultimo commento prima di poi immergerci direttamente in questo Cagliari-Napoli. Andiamo e vinciamo. Così, secco, veloce e rapido. Andiamo e vinciamo perché quando devi scendere in campo ci vuole veramente solamente la mentalità. Andiamo e vinciamo. Perfetto, allora speriamo sia così. Noi ci prepariamo, salutiamo Vittorio che sentiremo tra pochissimo con la sua cronaca diretta e ci prepariamo al meglio a questo Cagliari-Napoli. Dopo lasceremo spazio alla pubblicità, ma prima non può che esserci il nostro inno. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, i coraggio di 4 mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari sei rompo e buona, e la mia squadra bravo in più e lotterà. Castello canterà. Ora esatta. Sono le 17:59. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Un attacco aereo russo sulla città di Kharkiv nell'est dell'Ucraina ha colpito un palazzo residenziale causando almeno 30 feriti, tra cui dei bambini. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in corso. Un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha dichiarato all'AFP che il gruppo terroristico ha ampie risorse per continuare a combattere Israele, nonostante le perdite subite in oltre 11 mesi di guerra a Gaza. La resistenza ha un'elevata capacità di continuare, ha detto Hamdan durante un'intervista a Istanbul. Una rivolta è all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. 18 detenuti, dopo aver tentato di incendiare un materasso, si sono barricati nella sala mensa. Sul posto, oltre agli agenti della polizia penitenziaria, i poliziotti del reparto mobile, al momento non risultano feriti. Un 27enne è morto in un incidente stradale sulla A14 nel tratto Bologna-Taranto in prossimità dello svincolo per Cerignola.
Monza. L'impatto ha coinvolto una vettura, una Fiat Panda e un'auto articolato. Il 27enne era alla guida dell'auto, era originario di San Severo. La dinamica è ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia autostradale. La quarta giornata di Serie A prosegue con altre 5 partite. Match spettacolare a Bergamo con i padroni di casa che hanno vinto in rimonta. A Marassi è finita 1-1, la sblocca Dovby che risponde De Winter al 96esimo. Pareggio senza reti invece a Torino. Alle 18 tocca a Cagliari-Napoli, alle 20:45 sarà la volta di Monza-Inter. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Radio Supersound. Per tutti gli operatori del gusto c'è Horeca Line SRL, da sempre simbolo di affidabilità e qualità. Una vasta selezione di prodotti con vendita all'ingrosso e al dettaglio e un servizio di consegna rapida e affidabile. Ci troviamo nella zona industriale di Guspini. Contattaci allo 070 59 28 256. Horeca Line SRL. Sceglici con fiducia. I servizi, la serietà, la puntualità hanno un nome. Sardegna Carburanti, azienda leader nella vendita di gasolio agricolo, riscaldamento e autotrazione. Oli, lubrificanti, batterie e pellet. Gasolio agricolo? Sardegna Carburanti. A Villa Cidro, Guspini, Uras e Oristano sulla 131 all'altezza di Mogoro. 070 93 11 300. Anche WhatsApp al 388 09 13 898 o www.sardegnacarburanti.it. Per qualcuno è una scelta di stile. Per qualcuno è una ricerca di gusto e sapori raffinati. Comunque la mettiate, scegliere il ristorante Sa Barracca significa apprezzare le cose che valgono. Al ristorante Sa Barracca trovi ambienti ampi e curati, un servizio impeccabile e la cucina di un grande chef. Lasciati tentare da tante specialità di pesce appena pescato, dai deliziosi frutti di mare o dalle carni migliori selezionate per voi. Ristorante Sa Barracca di Alessandro Ortu. Soddisfiamo le esigenze della clientela più esigente. Quarto Sant'Elena, Viale Europa 53. Telefono 070 81 35 70. Ampio parcheggio custodito. Chiuso lunedì. La tua sicurezza è al primo posto. Rivolgiti al leader della Sardegna. Vigilanza La Nuorese. Uomini e mezzi al servizio del pubblico e del privato in tutta l'isola. Vigilanza e portierato. Installazione, noleggio, vendita e assistenza di sistemi di sicurezza. Presenti nel circuito Sardex. La sicurezza non è un gioco. Vigilanzalanuorese.it. Nuova MG3 Hybrid Plus, la city car ibrida con tanti più. Più autonomia e viaggi per 800 km con un pieno. Più grinta e vai da 0 a 100 in 8 secondi. Più silenzio a bordo e guidi in elettrico fino a 50 km/h. Ma MG3 Hybrid Plus ha molto di più. Acquista entro settembre e ti godi gli extra incentivi MG3 sulle vetture in pronta consegna con EcoBonus. Vai subito su mgmotor.it o dal più vicino MG Store. Più di quanto ti aspetti, dai tuoi amici pelosetti. Nessuna sfida è troppo grande, nessuna zampa troppo piccola. Vivi emozionanti avventure con i nostri porta snack e porta pranzo Paw Patrol. Pigiami e felpe per bambini con svariati motivi. Adesso a partire da €4,99. Kick, più di quanto ti aspetti. Centro Servizi Galileo, l'energia vista dai professionisti. È in Viale della Libertà 35 a Guspini. Stanco di pagare troppo per l'energia elettrica? Il Centro Servizi Galileo di Pierpaolo Tuveri ha fatto della consulenza il suo punto di forza e oggi siamo qui per aiutarti. Offriamo consulenza professionale e personalizzata per scegliere il miglior contratto di offerta luce, sia per la tua casa che per la tua impresa. Contatta lo 070 97 83 019 o 338 91 35 176 oppure visita il nostro sito web centroservizigalileo.it. Radio Supersound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Supersound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, pronti a immergerci in questo Cagliari-Napoli che è iniziato qualche minuto or sono, ma si è subito fermato perché dopo 20 secondi c'è stato un intervento di Zappa su Kvaratskhelia con il georgiano che è rimasto a terra dolorante dopo appunto un fallo di Zappa, anche se non esageratamente cattivo. Noi intanto abbiamo fatto sì che passasse il tempo necessario, allora siamo pronti a trasferirci all'Unipol Domus con la cronaca di Vittorio Sanna. E purtroppo lo scenario è sempre lo stesso. Da una parte una squadra che appena si
sia il giocatore si trova per terra, piange e batte i piedi per terra, e l'altro invece che picchia sul giocatore del Cagliari, numero stesso, 77 da una parte, 77 dall'altra, ma con esiti del tutto diverso, perché l'arbitro dice che lì si può picchiare. Al rilancio lungo ancora con il tocco di Luvumbo che tenta di andare via, il pallone giocato in questo momento è però davanti dal 99, si tratta di Anghissà che poi cerca a destra di Lorenzo che ritorna all'indietro, scusate, si trattava precedentemente non di Lorenzo ma di altro giocatore che era la scheda stesso, pallone che viene giocato a sinistra nella zona in cui c'è il lancio davanti di Buongiorno, il duello tra giganti, tra Mina e Lukaku, col colpo di testa all'indietro di Mina che serve il proprio portiere. Siamo al minuto numero 4, anzi va via il numero 4, inizia il quinto col pallone giocato corto verso Mina, alza la testa, guarda i compagni, chiede di stoppare di petto a Piccoli che invece prolunga di testa, dispetto che non viene assolutamente raccolto da Di Lorenzo, recupera ancora Piccoli che va via, la guardia dell'avversario, tenta il cross, la palla intercettata, l'intervento di Ramani che recupera, va a servire immediatamente Lobocca in verticale per Lukaku nel duello con Mina, il pallone poi a sinistra con il lancio su Kvaratskhelia, in vantaggio Zappa che può arrivare sul pallone, cambiare direzione, portare avanti la palla, aggirare il giocatore e poi servire ancora verso l'esterno. Prima il primo compagno si trattava di Marin e poi a sua volta ancora una volta l'intervento di Mina all'indietro per Scuffetto, lo stesso Mina che riceve, 4 minuti e 45, la palla all'esterno dell'area per Marin, oggi senza Prati il vero regista della squadra, può controllare il pallone, lo porta verso sinistra, spinge ancora e poi va a cercare largo verso Augello, si sovrapone per un attimo Gaetano, non viene servito e Luperto ritorna quindi su Mina, Luperto che è uno degli ex della gara, pallone a destra per Zappa, si muove Piccoli, è partito in fuorigioco, la palla gli arriva, non si è fermato il gioco ma purtroppo era fuorigioco, il tiro è ribattuto ma la posizione era irregolare, tutto molto bene per quanto riguarda Piccoli, peccato che sia partito al di là di tutti i difensori, 5 minuti e 20 con calcio di punizione in favore del Napoli, abbiamo detto posizione irregolare di Piccoli malgrado abbia concluso con palla ribattuta in calcio d'angolo e pallone che adesso viaggia tra la tre quarti e l'area di rigore con il pallone che finalmente è dato per la battuta giusta a Ramani, con Piccoli che ripiega, riprende la sua posizione e con Ramani che è pronto a battere. Alla sua sinistra si è piazzato per ricevere Buongiorno, giocatore acquistato dal Torino, tocco corto per Lobocca che rende all'indietro per Ramani, c'è largo a destra di Lorenzo, il passaggio invece all'indietro per il portiere Meret che tiene il pallone tra i piedi, si prepara a scagliare col sinistro, va a cercare ancora Lukaku con Mina che esce fuori e stoppa Luperto, il tocco con l'esterno di Iola è sbagliato, la palla ancora recuperata con Mina che anticipa Lukaku, ancora il tentativo di ripartire da parte di Gaetano, palla che viene ribattuta, si gioca in zone strette ora con Politano che tenta di attaccare, Politano che porta avanti ancora il pallone, si infila tra due avversari, sempre Politano, l'appoggio per Kvaratskhelia, limite dell'area, tenta di trovare un varco, il sinistro ribattuto e poi contenuto da Zappa che tenta di ripartire, rimpallo su Kvaratskhelia e palla direttamente sul fondo, 6 minuti e 35, 0-0 tra Cagliari e Napoli lì nello studio. E quindi iniziata con grande equilibrio la partita tra Cagliari e Napoli in questo pomeriggio soleggiato di metà settembre all'Unipol Domus, in cui si cercano i primi 3 punti diretti di questa stagione. Cagliari che ne ha accumulato 2 nelle precedenti 3 con i 2 pareggi interni con Roma e Como, salvo poi cadere nell'ultima giornata di campionato contro il Lecce 1-0, come abbiamo detto in apertura, sconfitta molto dolorosa soprattutto perché il Lecce si trovava in 10 uomini dal primo tempo e quindi è normale che bruci ancora di più quando non si riesce a trovare neanche un punto con la superiorità numerica per la maggior parte della partita. Ci scrive al nostro 340 5186 036 Andrea da Padova: ciao ragazzi, forza Castello sempre e rompiamo il ghiaccio oggi, sarebbe davvero un'ottima occasione per andare a centrare la vittoria, perché contro il Napoli sappiamo quanta anche storia ci sia all'interno di questa combinazione, di questo scontro tra le due partite.
A proposito, scriveteci al 340 5186 036 il vostro ricordo preferito di un Cagliari-Napoli, ma può essere anche un Napoli-Cagliari, perché comunque di occasioni ne abbiamo avuto tante, un parolone, però diciamo sono più di una le partite incredibili che hanno visto partecipare queste due formazioni. Ci scrive Antonio, che salutiamo in diretta, per quanto riguarda questa partita, il suo Forza Cagliari, ci ha chiesto di salutarlo, ma sicuramente sarà infogatissimo nel guardare questo match day tra Cagliari e Napoli, ma non è l'unica partita che andremo a seguire in questo pomeriggio. Sta terminando il match in Spagna che riguarda il Barcellona al 92esimo con il Girona, grande sorpresa dell'ultimo campionato. Stavolta invece la squadra blaugrana si sta imponendo per 4-1 nonostante un uomo in meno. Sono al 65esimo invece in Eredivisie Heracles e Almer City. Per quanto riguarda l'Eredivisie, come abbiamo detto, campionato olandese, punteggio di 0-0. Si gioca anche in Francia con 3 partite in contemporanea: Nantes-Reims, Strasburgo-Angers e Tolosa-Le Havre, tutte in pareggio. Nantes-Reims in pareggio con 1-1, Strasburgo 1-0 e Le Havre 0-0. Ci ha provato il Cagliari con un tiro in area in cui è rimasto poi a terra successivamente un giocatore del Napoli, è rimasto colpito dalla conclusione dell'interprete cagliaritano. Nessun grande pericolo, anzi è stato fischiato anche fallo in attacco qualche minuto or sono al giocatore del Cagliari su questa opportunità, ma è un Cagliari che deve continuare a spingere, perché abbiamo visto nelle scorse giornate, per chi ha seguito anche le altre partite oltre al match day della formazione rossoblu, che il Napoli ha tanti limiti e che noi possiamo, se crediamo di saper giocare, se siamo convinti nelle azioni che portiamo avanti, abbiamo le possibilità di andare a far male, a disturbare una squadra ancora in evoluzione, che non è almeno fino a questo punto del campionato una di quelle squadre di Conte che per anni ha dominato la Serie A vincendo tantissimi trofei. Stiamo parlando delle partite in contemporanea. Al primo tempo si sta giocando in Germania, Inghilterra e in Serie B tutta al 42esimo. Mainz Werder Brema 1-1, Wolverhampton Newcastle per quanto riguarda la Premier 1-0 per la squadra di casa, mentre invece il campionato cadetto vede Salernitana e Pisa darsi battaglia, risultato fermo sull'1-1 dopo il vantaggio del Pisa nei primi minuti, il pareggio della Salernitana. Vi diamo un piccolo recap anche delle formazioni invece di Cagliari e Napoli, andando a vedere le scelte di Nicola e di Antonio Conte. Cagliari che si schiera con un 3-5-2, almeno così dovrebbe essere, anche se c'è sempre la possibilità di vederlo tramutarsi in un 3-4-1-2 con Gaetano che si sposta un po' più avanti a coprire la tre quarti, ma per ora Scuffè tra i pali, Zappa, Mina e Luperto sono i tre di difesa. Da destra a sinistra andiamo a leggere i centrocampisti, che sono Azzi, De Iola, Marin, Gaetano e Augello, e la coppia d'attacco Luvumbo e Piccoli, confermati quindi i due attaccanti che nelle scorse settimane erano già stati scelti per andare a occupare la posizione maggiormente offensiva almeno nell'inizio della partita. Napoli che risponde con un 3-4-2-1, Merete il portiere, Di Lorenzo, Ramani e Buongiorno sono i tre difensori. Da destra a sinistra Mazzocchi, al contrario, da sinistra a destra Mazzocchi, Anghissà, Lobotka e Spinazzola, Politano e Kvaratskhelia sono i due trequartisti. Dietro l'unica punta Lukaku, che è riuscita già a sbloccarsi nella scorsa giornata contro il Lecce. Vedremo se il giocatore belga sarà più simile al giocatore che abbiamo imparato a conoscere con Conte, o più quello che abbiamo visto l'anno scorso tra le fila della Roma. Ci scrive il nostro Luigi: bene Mina a uomo su Lukaku. Effettivamente ieri Mina è nato per andare a cercare questi confronti, si esalta quando trova una punta di riferimento così, una punta boa da poter aggredire, da poter attaccare per tutta la partita e anche da innervosire, perché conosciamo le capacità del nostro centrale colombiano, soprattutto nell'entrare nella mente degli attaccanti, e oggi ci auguriamo possa riuscire nella sua impresa, andando ad annullare il potenziale offensivo di un giocatore come Romelu Lukaku, che in Serie A più di un
in più di un'occasione ha fatto sì di far vedere il proprio valore. Ci scrive Andrea: per me una delle più belle è Napoli-Cagliari 1-2 al 90esimo, appena tornatina. Intendi quella con quella di Conti, 2-1 in casa con Conti, con il gol di Matri e Conti appunto all'ultimo secondo, perché quella è davvero tanta roba, era stata clamorosa anche per la situazione in cui si trovava il Cagliari durante quella metà di campionato, perché era la prima giornata del ritorno. Da lì poi ci fu quella cavalcata incredibile che portò fino alla vittoria all'ultima giornata, ed è storica anche perché ha segnato una generazione, la mia, se si chiede in giro. Effettivamente quella del 2008 tra Cagliari e Napoli 2-1 con il recupero e i gol tutti nel recupero è stata davvero fondamentale per creare il tifo cagliaritano per i ragazzi della nostra età, quindi partita assolutamente a cui siamo legati. No, Andrea intendeva quella del 1990. Ecco, vedi, sempre no, per la tua era Napoli-Cagliari, ecco, ho sbagliato, la mia era Cagliari-Napoli 2-1, la tua era Napoli-Cagliari 1-2. Il Napoli c'è sempre nelle carriere da tifoso di tanti, quindi effettivamente anche qua abbiamo più di un episodio da poter raccontare. Mi raccomando di inviarci i vostri al 340 5186 036. Intanto la partita continua a scorrere con un Napoli che negli ultimi minuti sta cercando di affrontare maggiormente a viso aperto il Cagliari, andando a trovare anche un calcio d'angolo qualche minuto or sono, sul cui sviluppi fortunatamente non è capitato niente di troppo pericoloso, ma è un Cagliari che attacca a viso aperto, che cerca di andare al pressing e a recuperare il pallone senza timore, senza retrocedere troppo, e questo è un atteggiamento che fa bene, almeno per quanto riguarda i tifosi. Sicuramente allo stadio lo staranno apprezzando ancora di più se porterà i frutti in questa quarta giornata di campionato, quarta giornata che ha introdotto brevemente Vito ricordando qualche risultato, ma che è iniziata ieri pomeriggio alle 15 con il match tra Como e Bologna, che ha aperto il tutto, uno spettacolare 2-2 tra le due compagini. Partito subito bene il Como, che ha trovato l'autogol di Casale dopo neppure 5 minuti. Il raddoppio invece è arrivato nel secondo tempo grazie alla rete di Patrick Cutrone. Nel corso invece della ripresa, dopo il 2-0 che sembrava aver chiuso la partita, c'è stato il colpo di Reni del Bologna, che ha trovato al 76esimo il gol della vicinanza, diciamo così, con Castro per riaprire il match, e poi al 91esimo la rete del definitivo 2-2 grazie a Ealing Junior, e quindi pareggio spettacolare e pirotecnico nel primo match di questa quarta giornata. Napoli intanto, tornando alla partita che sta svolgendo all'Unipol-Domus, che qualche minuto fa è stato pericoloso con un'incursione di Spinazzola, che è riuscito ad andare al crossbar. Era stato attentissimo Scuffet, ma posizione irregolare di partenza dell'esterno del Napoli, e quindi tutto annullato con comunque la difesa almeno nella persona del portiere Scuffet, che si era fatta trovare pronta nella uscita per evitare che il pallone finisse in zone maggiormente pericolose. Un Cagliari che dopo l'inizio stava un po' lasciando il pallino del gioco al Napoli, ma un Napoli che ha paura soprattutto delle ripartenze rossoblù, perché ogni qualvolta la palla si vede l'attenzione nel giocarla e la consapevolezza anche che una volta perso il possesso potrebbe trasformarsi in una potenziale azione offensiva per quanto riguarda i padroni di casa guidati da Davide Nicola. Il padrone di casa invece, per quanto riguarda la Serie B, passano in svantaggio. Salernitana che stava sull'1-1 contro il Pisa in questo match casalingo, e sul finale di primo tempo subisce la rete del 2-1 per quanto riguarda la formazione toscana, quindi vantaggio ospite in quel di Salerno. Il rigore di Bonfanti e la doppietta appunto di Bonfanti stesso tornano a portare avanti il Pisa, musetto sopra, 2-1, ma partita che sicuramente non è finita e che vi continueremo a raccontare in contemporanea con le altre, con naturalmente il campo principale, che è quello del Cagliari, che sta cercando il modo di arginare, di colpire, di pungere
la formazione messa in campo oggi da Antonio Conte, molto ordinata nei movimenti, che fino a questo momento ha lasciato sì che le azioni più pericolose fossero in contropiede, con l'incursione di Lobotka e un'azione di Kvaratskhelia qualche minuto prima. Questo è un po' il racconto per i minuti iniziali di match tra Cagliari e Napoli, ma andiamo a vivere direttamente le emozioni della partita grazie alla cronaca di Vittorio Sanna. Vito? Non lo sentiamo? Non lo sentiamo, Vitto. Adesso cercheremo di ristabilire la connessione con il nostro Vittorio e vedremo se riusciamo ad averlo nei prossimi minuti per raccontarci un po' quello che sta succedendo in quel dell'Unipol Domus. Ma una brutta notizia purtroppo ve la posso dare pure io, perché è passato in vantaggio il Napoli 1-0 della formazione partenopea con il gol di Di Lorenzo. Vitto, mi senti? Non mi sente Vito, non lo sentiamo noi in questo momento. Vediamo se. Eccomi, Andrea, eccoci qua. Eccoci qua, sì. Prego, vai Vito. Benissimo, siamo al minuto numero 19. Purtroppo il Cagliari ha subito il gol ad opera di Lorenzo con la deviazione determinante di Mina, quindi Cagliari che deve inseguire. Ora porta avanti la palla Gaetano, la palla per il sinistro e la parata di Meret che manda il calcio d'angolo quindi per la squadra cagliaritana, che ha immediatamente reagito al gol di Lorenzo che è al minuto numero 17, angolo che verrà battuto in questo caso da sinistra della porta difesa da Meret, molto bravo a tuffarsi sulla sua sinistra, evitare che il pallone di Assi potesse infilarsi in rete. Angolo che sta per essere battuto a Marin, è pronto Marin a scagliare verso l'interno dell'area con scorre il 20° minuto. La rincorsa da parte di Marin e tutti piazzati i giocatori del Napoli all'interno della propria area. Parte il cross del mucchio, il colpo di testa di Mina che va giù nello scontro dell'avversario, pallone poi allontanato che viene alzato a campanile, Gaetano si litiga, ritorna sulla palla, lo colpisce di testa un giocatore del Napoli, la rimessa con le mani è per il Cagliari, a Augello, all'indietro per Luperto che poi dà ancora nella zona centrale dove c'è Zappa, il giocatore più arretrato del Cagliari, che tenta di trovare ancora Augello, lo fa con un lancio sbagliato, mandato direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà quindi per il Napoli nel medesimo punto in cui c'era stato il precedente, e Di Lorenzo che si tratta di il giocatore numero 30 Mazzocchi, pronto a effettuare la rimessa con le mani, va a cercare Anghissà che calcia avanti il pallone nella zona di Lukaku, si rinnova il duello con Mina, vanno a fare a sportellate, retropassaggio poi per il rilancio da parte di Scuffette, è stato proprio Mina a toccare il pallone che poi si è infilato in rete piazzando il portiere del Cagliari. Luvumbo che non parte, il pallone ancora ribattuto, il tocca a sinistra per Spinazzola, il pallone per Kvaratskhelia nel duello con Zappa che tenta di togliere il pallone, vi riesce, ritorna su Zappa Kvaratskhelia e poi alla fine perde la palla il giocatore del Cagliari, non fischia nel primo contatto l'arbitro, fischia nel secondo contatto con tutti che si arrabbiano, compresi quelli del Napoli che richiedevano il cartellino giallo sulla controffensiva di Kvaratskhelia. Un po' troppo reverente Zappa in questo scontro, perché praticamente dopo aver recuperato il pallone era così intimorito al ritorno di Kvaratskhelia che alla fine su questo timore ha costruito il suo recupero. Deiola che lotta, riesce a ribattere il pallone, poi ribatte anche a Marin, lotta anche Gaetano, il tocca indietro per Zappa, il rilancio su Piccoli che di testa non riesce a colpire, il pallone fa le sue spalle, Ramani lo dà ancora all'indietro per Meret, il rilancio di Meret al di là della linea del campo, va Mina di testa, va a colpire nella zona di Luvumbo, un colpo di testa all'indietro riuscito da parte di Mazzocchi per Di Lorenzo che tenta di ripartire e porta avanti il pallone, c'è il fallo di Luvumbo, l'intervento dell'arbitro e il calcio di punizione quindi in favore della squadra napoletana, con Conte che continua a protestare nel frattempo sui falli che riceve la sua squadra, chiaramente fa il gioco di parte. Tutto questo lo siamo allo scoccare del 22° minuto, il punteggio è di 1-0 per il Napoli, la linea sono allo studio. E noi lasciamo lo spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente. Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso.
Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Momento in diretta agli studi della Corte del Sole per raccontarvi il match tra Cagliari e Napoli che sta andando in scena all'Unipol Domus. Purtroppo dopo neanche 20 minuti il Cagliari è andato in svantaggio contro la formazione partenopea, sfortunato nella circostanza perché è stato un tiro deviato di Di Lorenzo a terminare alle spalle del portiere rossoblu Scuffet e non lasciargli scampo per il vantaggio di 1-0 per la formazione di Antonio Conte, formazione di Conte che è stata pericolosa anche qualche minuto or sono con un'azione in aria orchestrata dagli uomini più offensivi del Napoli con Kvaratskhelia, Zambanguissa e Lukaku, ultimo servito a tu per tu con Scuffet pronto a mandare solo con il tap-in. Ma bravissimo è stato Luperto a opporsi alla conclusione del giocatore con la maglia numero 9 della squadra azzurra, facendo sì che non potesse concretizzarsi il 2-0, ma Napoli che come abbiamo detto è comunque passato in vantaggio qualche minuto or sono a causa della rete di Lorenzo che ha tentato la conclusione con il sinistro a fuori area su suggerimento di Lukaku. Le sue intenzioni erano veramente lontane da dove poi la palla è terminata, ma la deviazione decisiva di Yerry Mina ha fatto sì che la sfera rotolasse alle spalle del portiere Scuffet. Andiamo a vedere i precedenti con la squadra del Napoli. 87 gli scontri tra le due compagini, dove sono arrivate 14 vittorie rossoblù, 34 pareggi e 39 sconfitte. In casa il bilancio è decisamente più positivo con 43 incontri in cui sono arrivate 9 vittorie, 22 pareggi e 12 sconfitte, quindi diciamo che non siamo così lontani quando si tratta delle sfide giocate in Sardegna. Il Napoli imbattuto negli ultimi 7 incontri con i sardi, 4 vittorie e 3 pareggi. L'ultima vittoria rossoblù risale all'1-0 del 25 settembre 2019 al San Paolo con il gol di Castro, mentre se dobbiamo andare a cercare l'ultima vittoria in casa nelle sfide giocate in Sardegna, i campani sono imbattuti da 13 incontri, con l'ultima vittoria che risale del Cagliari, che risale al 19 aprile 2009 grazie al 2-0 maturato grazie ai gol di Geda e Lazzari, che successivamente fece anche quell'iconico inchino alla curva Andrea Lazzari. Questa è l'ultima vittoria a Cagliari del Cagliari contro la squadra napoletana, e vedremo se oggi potremo segnare un nuovo punto nella storia tra le due squadre.
magari andando a togliere questo filotto di risultati non positivi che si sono succeduti nel corso della partita. Qualche minuto fa intanto è stato interrotto il gioco perché Mazzocchi ha dovuto ricevere delle cure e effettivamente è una partita un po' spezzettata quella che sta andando in scena all'Unipol Domus oggi. Intanto cambiano risultati nei campi che stiamo seguendo. Il Rangers è andato a pareggiare sul campo dello Strasburgo quando siamo al 69esimo minuto, 1-1 il punteggio in questo momento, e qualche istante or sono è arrivato anche il gol del Tolosa 1-0 nel match casalingo contro il Le Havre, quindi si sbloccano i risultati in Francia. Tutte e tre le partite hanno visto segnare almeno un gol, cosa che invece non è successa fino a questo momento, quando ci troviamo all'84esimo nella partita di Eredivisie tra Heracles e Almer City. Quindi 0-0 il punteggio per quanto riguarda questo match per il campionato olandese. Partita quindi del Cagliari che fino a questo momento, dobbiamo dire, non ha dato grandissime emozioni. Ci sono state grandi azioni, tranne forse quella di Lukaku che è stata fermata dall'intervento di Luperto, ma successivamente l'altra grande occasione del Napoli era stata in fuorigioco, e poi il gol è arrivato su una deviazione sfortunata del nostro difensore Jeremina. Quindi non c'è stata grande produzione di azioni offensive, ma quelle che sono state messe in atto dai giocatori partenopei sono risultate fino a questo momento efficaci per mandare la squadra in vantaggio. Il Cagliari invece ha provato in due circostanze soprattutto, ma la prima ha visto Piccoli partire leggermente in fuorigioco, molto meno di quanto si pensasse, e poi la seconda non ha trovato compimento. Cioè, il gioco è stato fermato, il gioco per un po' di tempo all'Unipol Domus. Riusciamo, Vito, hai un commento veloce su perché si è fermato il gioco? Non lo sentiamo ancora. Il nostro Vittorio Sanna, torneremo da lui tra pochissimo, ci potrà raccontare il tutto, ma sono stati dei momenti di incertezza, perché probabilmente c'era qualche problema o di ordine pubblico. Comunque il gioco non è continuato per un bel po', quindi c'è stato sicuramente qualcosa che ci racconterà il nostro Vittorio Sanna non appena riusciremo a dargli la linea per i suoi 3 minuti di cronaca. C'è da dire che la partita già non ha offerto grandissimi spunti dal punto di vista delle azioni offensive. Questo immobilismo ancora di più blocca tutto quello che è lo svolgimento del match. Vittor, riusciamo a avere un commento veloce? Non lo sentiamo ancora il nostro Vittorio Sanna. Vedremo se adesso riusciamo a ripristinare la nostra connessione. Sarebbe importantissimo. Vediamo se utilizzando un altro metodo. Prova, Vitto. Adesso mi sente, ma cosa è successo? Sta succedendo un casino perché dalla ok. Ok, adesso ti sento. La partita è sospesa e così non ricomincia. Ok, è per questo che si sta ordine pubblico, quindi avevo intuito bene. Cosa c'è che non va là in regia? Ottimo, intervento pubblico, quindi non si riprende per un po'. No, praticamente non si è sospesa la partita. L'arbitro adesso sta tentando di riavviarla, va a parlare, va verso la curva nord. Vediamo un po' che tipo di atteggiamento. Io ti posso testimoniare che il primo fumogeno è stato lanciato dalla zona del Napoli, perché poi più di uno, 4 o 5 in fila, di quelli che hanno ricevuto. Poi la partita è ricominciata ora, quindi se vuoi ti racconto questo spezzone. Non ti sentivo prima, Andri, non riuscivo a capire cosa sta succedendo. La partita è ripresa, ma chiaramente in una situazione particolarissima, perché c'è tantissima tensione, Andrea, c'è tantissima tensione, perché è stato un vero e proprio attacco. Prima sono arrivati, già sono partiti con andiamo a caccia di pecore,
poi sono arrivati che hanno urlato pecora continuamente qui allo stadio, non gli è bastato e hanno anche lanciato le cose sulla curva sud. Attacca Luvumbo adesso, settore di sinistra, c'è una spinta alle sue spalle, intervento dell'arbitro è rimessa dal fondo, calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana. In curva nord nel frattempo si continua a far esplodere ed è la cosa contraria, non devono assolutamente cascare nella trappola, perché è giusto che venga fuori chi si è comportato da buzzurro in questa situazione. C'è il calcio di punizione per il Cagliari nella zona d'attacco di sinistra, si prepara Augello insieme a lui Marin, pronti per sfruttare questo calcio piazzato. 32 minuti e 50, vediamo se parte il cross di Augello all'interno dell'area, poi ti ridò la linea e proseguiamo da studio perché speriamo che tutto possa essere stato ricomposto. Parte Augello, la rincorsa di Augello, parte il sotto all'interno, il colpo di testa con la palla che finisce ancora in calcio d'angolo, nuovo angolo per il Cagliari con le proteste da parte dei giocatori del Napoli, ma con nel frattempo altre bombe mandate sul campo e altri strumenti mandati dall'altra parte con l'arbitro che chiede è a centrocampo praticamente. La cosa curiosa è che è nella porta di Scuffetti che stanno arrivando queste bombe carta e questi fumogeni che non stanno certo facendo bene alla parte del Cagliari, perché ripeto era nel momento in cui la Nord ha iniziato, dalla Nord sono partiti questi e stai passando dalla ragione al torto e questo purtroppo non stanno capendo in questo momento, perché con questi botti vai a far pendere la bilancia dalla parte sbagliata, dalla parte di chi ha provocato. Tutto pronto con Marin che sta per partire, parte il cross all'interno, colpo di testa di Mina, il pallone allontanato e poi ancora l'intervento da parte di Politano con palla calciata lontano. Va a recuperare Zappa, la mette in avanti, ancora la palla nella zona di Di Lorenzo, il sulle tocca con un braccio, subentra ancora Gaetano, la palla verso Luvumbo per andare a puntare l'avversario, Luvumbo al cross, ancora per mano e c'è il calcio di punizione per l'Italia, il nello studio. Torniamo dallo studio, quindi davvero complessa la situazione oggi per quanto riguarda la partita rosso-blu, perché davvero sta capitando di tutto nell'Unipol Domus. Speriamo si possa ristabilire l'ordine in questi prossimi minuti con un Cagliari che magari deve anche sfruttare il momento un po' indeciso, un po' strano di questa partita per cercare di affondare il colpo del pareggio. Tocco di mano che ha raccontato Vittorio qualche minuto fa, assolutamente nettissimo, bisognerà capire, comprendere, no? Il giocatore era fuori dall'area, davvero Mazzocchi ha rischiato tantissimo di concedere il penalty al Cagliari, ha messo il braccio largo con la mano bella aperta, ha toccato in pieno il pallone, quindi per davvero questioni di centimetri questo non ha portato alla massima punizione, ma come parlavamo in precedenza dell'importanza di questa partita, sappiamo anche la grandissima rivalità che c'è tra le due tifoserie, che oggi non se le stanno mandando a dire, anzi anche peggio, ma ci sono state anche provocazioni prima di arrivare, come ha citato il nostro Vittorio Sanna nel suo commento. E di conseguenza sapevamo che gli animi sarebbero stati caldi. A questo punto ci aspettiamo anche un po' di nervosismo in più in campo, perché sappiamo quante volte gli umori del pubblico, gli umori dello stadio poi siano molto facilmente trasmettibili ai giocatori che stanno interpretando la partita, così come succede in caso contrario quando ci si incattivisce all'interno del rettangolo di gioco. Vediamo un po' chi sta arbitrando questo match così complesso, almeno dal punto di vista dell'ordine, il signor La Penna, Federico La Penna della sezione di Roma, la 72esima direzione in assoluto nella massima serie, ma che in cui ha maturato una media di 4,38 cartellini gialli a partita, con 9 doppi gialli, 5 rossi e 23 rigori assegnati, circa lo 0,32% per partita. La sua media in tutte le competizioni invece vede 4,64 gialli per match e 0,29 rigori fischiati. Questi i numeri del direttore di gara che oggi è impegnato a condurre le due squadre Cagliari e Napoli. Ha diretto il Cagliari in 11 occasioni
occasioni in cui sono arrivate 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima vittoria sotto la sua direzione risale alla Serie B del 2022 nella vittoria casalinga per 2-1 sulla Ternana. Nell'ultimo match invece che era stato arbitrato nell'ultimo match invece era stato arbitrato all'arbitro del Milan della passata stagione, in un match terminato 3-1 per i rossoneri. È stato anche l'arbitro di quel magico 5-2 casalingo con la Fiorentina del novembre 2019, che in tanti ricordano con grande affetto. L'arbitro romano ha diretto il Napoli invece in 14 occasioni in cui sono arrivate 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Al supporto del fischietto ci saranno gli assistenti Baccini e Rossi, il quarto ufficiale sarà Rapuano, mentre al VAR la coppia sarà composta da Paterna e Massa. Questa è la composizione, diciamo così, dei direttori di gara che dovranno tenere a bada gli animi in questo Cagliari-Napoli, che già in questa prima frazione ha visto parecchio nervosismo soprattutto fuori dal campo, e non sarà un compito semplice, ma ci aspettiamo e ci auguriamo lo possa fare nel modo più neutrale e super partes possibile per quanto riguarda questi 90 minuti che andrà ad arbitrare. Il Cagliari che nei minuti precedenti è riuscito in più di un'occasione a essere maggiormente pressante nei confronti della squadra ospite, ma che deve trovare quel guizzo maggiore per andare a prendersi il gol dell'1-1. Noi lasciamo un attimo di spazio alla pubblicità e poi torniamo per raccontare questo finale di primo tempo tra Cagliari e Napoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brutto metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Santati, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Santati, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Prova a rimettersi in carreggiata il Cagliari, che qualche minuto or sono ha tentato di andare a trovare la rete del pareggio con una bella incursione di Luvumbo sulla fascia sinistra. Il suo suggerimento centrale alla ricerca di Piccoli sembrava destinato al nulla, invece ha trovato l'errore del diretto marcatore e ha visto poi la palla spegnersi sul secondo palo. Ma è un Cagliari che ci sta tentando con maggiore incisività negli ultimi minuti, è un Cagliari che potrà
anche avere a disposizione l'auto recupero, e dobbiamo dire qualche secondo fa è andato alla prima conclusione veramente pericolosa nei confronti dei pali di Meret, con Piccoli che su suggerimento da calcio d'angolo di Augello ha svettato di testa schiacciando il pallone a terra, ma ha trovato l'ottima risposta di Meret, che è stato veramente rapido nel scendere giù e annullare il tentativo della punta rossoblu oggi in maglia nera. Terza maglia bellissima quella del Cagliari, dobbiamo dire, ma quest'anno a livello di merchandising hanno fatto davvero un lavoro ottimo per quanto riguarda le maglie. Qualche minuto or sono è arrivata anche la prima ammonizione, ci sono state due occasioni una successiva all'altra pericolose, prima Zamanguisa su De Iola che non è stato fischiato, e poi Lobotka su Piccoli in scivolata con il giallo sventolato, non si capisce se verso Buongiorno verso Lobotka, autore del fallo. Bisogna capire se sono state delle proteste a far sì che il direttore di gara La Penna estraesse l'ammonizione, o se è stato invece l'intervento del mediano di Antonio Conte. Lobotka, più probabile quest'ultima opzione rispetto alla prima che vi abbiamo disegnato. Cambiano ancora i punteggi sui campi collegati. Il Tolosa trova la rete del 2-0 all'87esimo per quanto riguarda la Liga 1, mentre è iniziato un match in Spagna, quello tra Las Palmas e Atletico Bilbao. Il punteggio fino a questo momento è di 1-0 per l'Atletico Bilbao, che dopo neanche 10 lunghezze è riuscito già a portarsi in vantaggio in questa partita in trasferta, una cosa non solitissima per la squadra basca, che conosciamo per essere un fortino tra le mura amiche, anzi fino a qualche anno fa era proprio una di quelle formazioni che in casa non temeva nessuno e andava a reggere il confronto nel proprio campionato anche con Real Madrid e Barcellona, che nella vittoria a Bilbao facevano quasi un trofeo vista la difficoltà che c'era nell'andare a espugnare lo stadio basco. Rischiosissimo retropassaggio qualche minuto or sono, se non ricordo male, di Gaetano, che ha messo in movimento i giocatori di Marin, che ha messo in movimento Politano praticamente con un lancio per gli avversari. Il numero 21 poi ha cercato il suggerimento per Kvaratskhelia, molto bravo Zappa a tornare e a bloccare il tentativo del numero 77 georgiano, che ormai si stava trovando davanti a scuffette. È stato provvidenziale l'ex terzino, così possiamo chiamarlo, visto il suo utilizzo nel corso di questa stagione, ovvero Gabriele Zappa. È uno di quei giocatori anche che nelle partite importanti mette sempre lo zampino, solitamente con l'assist, ricordiamo anche quella di Bari, ma vedremo se anche oggi potrà mettersi in proprio e far sì che il suo aiuto aiuti la squadra rossoblu a vincere. Noi siamo pronti a trasferirci all'Unipol Domus e andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Sono ben 8 minuti di recupero, 8 minuti è un lusso particolare per quanto riguarda il poterli raccontare di fila. Ritorno all'antico, c'è il calcio di punizione che viene battuto da Mina, il pallone al di là della direzione del campo, il colpo di testa da parte della retroguardia del Napoli, sinistra ripiega Spinazzola, riesce a toccare all'indietro ancora per Buongiorno, il rilancio è sui piedi di Zappa che però si dimentica il pallone, ritorna male dopo aver perso il controllo della palla. Lukaku protegge dall'arrivo di Mina dall'indietro, l'ultimo tocco di Assi, la rimessa con le mani sarà in favore del Napoli davanti a Conte che si avvicina a Lukaku e gli dice qualcosa, mentre Spinazzola è pronto a effettuare la rimessa con le mani 1 metro, 2 metri prima della linea mediana del campo nel settore di sinistra. È pronto lo Spinazzola, si muove Lukaku, viene servito, Mina lo anticipa ribattendo la palla che recupera Anghissà, ribatte ancora De Iola, la caccia del pallone va Piccoli, il colpo di testa all'indietro da parte di Ramani con l'intervento di Meret, determinante per tenere il vantaggio del Napoli sul colpo di testa in particolare di Piccoli, che era veramente maestoso, è andato in cielo ad aggrapparsi Piccoli, ha schiacciato il pallone, Meret è stato veramente bravo a neutralizzare. Tutto questo quando siamo al secondo dei minuti di recupero, 46-20 per la precisione. Mina che riceve da Luperto il lancio avanti sul petto di Buongiorno che può dare nuovamente ad Anghissà,
Anghissà che cerca il dialogo con Politano, ribatte ancora Mina, tocca Azzi nella zona di Piccoli, il rimpallo non lo favorisce, Buongiorno recupera, si sposta a destra e tenta il lancio su Politano, troppo lungo per tutti, può andare a recuperare con comodità, in questo caso Scuffet, prendere palla, portarla a spasso all'interno dell'area di rigore prima di operare il rilancio lungo. Esce dall'area di rigore la palla, Scuffetti la serve lateralmente a sinistra per Ruperto, da lui ad Augello che controlla il pallone, si accentra, si è visto poco in fase di impostazione se non nell'ultima parte degli ultimi 20 metri, palla ancora a sinistra, il cambio gioco centrale, il colpo di testa in ribattuta da parte di Ramani, Anghissà che riesce a liberarsi di Marin, porta avanti il pallone Anghissà, lo serve lateralmente per Varascheira, al limite dell'area ancora Anghissà nel duello con Marin, si sovrappone Spinazzola, riceve Spinazzola, Marin non lo molla, Spinazzola lo punta, cerca lo due, il tunnel di Spinazzola, il cross all'interno, Augello che allontana con Lubumbo che non si accorda subito con l'avversario, recupera il pallone, si beve Di Lorenzo, corre ancora, porta la palla nella mezza campo avversaria, ancora Lubumbo, si ferma Lubumbo, torna all'indietro forse, no, lo cede adesso solamente a Deiola dopo aver portato la palla nella mezza campo avversaria. Scroscianti applausi per la bomba atomica del Cagliari, il pallone ancora per Marin cerca il centrocampo, cerca un varco, non lo trova, preferisce andare in verticale, porta ancora il pallone, si ferma all'altezza della tre quarti e poi ritorna su Mina, si allarga qui a destra Zappa, prima per lo ricevere Azzi che può chiedere la collaborazione a Zappa, non lo fa, recupera il pallone dopo un primo sconto con Varascheira, da Deiola, ancora per Azzi, il Toviazzi, un c'è una deviazione, scivola Lubumbo purtroppo, recupera il pallone Mazzocchi che tenta di ripartire, ma il pallone è ancora recuperato dal Cagliari con Luperto, è un Cagliari che sta inseguendo il risultato, lo fa con determinazione dopo aver visto la guerra sugli spalti, ha capito che bisogna fare la guerra, chiaramente metaforica, invece anche dentro il campo. Mina per il tocco di Gaetano per Zappa che dà in diagonale, il tocco di Deiola è col tacco, Piccoli tenta di voltarsi, non riesce a farlo, la palla è recuperata quindi a Marin ancora per Augello che prepara il cross, lo effettua verso Piccoli, lo tasto, il pallone che viene toccato e mandato fuori per l'arbitro, l'ultimo tocco è di Piccoli, secondo me Piccoli la palla non l'ha neanche presa, vediamo. Il pallone sì, Piccoli lo tocca, ma lo tocca prima di lui, a me pare l'avversario, sì, lo tocca l'avversario, non Piccoli, ma l'arbitro dà semplicemente la rimessa dal fondo. Tutto questo quando siamo a metà del tempo di recupero, si è perso tanto ricordo in occasione della sospensione della partita per i disordini che sono svolti, che sono verificati intorno al campo. Il rilancio di Meret, 49 minuti più 17, ne mancano ancora 3 alla fine di questo recupero col colpo di testa di Anghissà, quello successivo di Lobotka, il pallone che viene stoppato da Politano che ritorna all'indietro e all'altezza della linea centrale la affida ancora ad Anghissà che si avvicina nel centro del centrocampo, vi entra lateralmente e poi serve verso sinistra dove è pronto Buongiorno che in diagonale dà ancora ad Anghissà poco oltre la linea centrale del campo, l'anticipo solito di Mina su Lukaku e poi Deiola che cerca Gaetano, ottimo il passaggio di Gaetano per Piccoli che protegge, è trattonato in questo caso da Ramani, poi il tocco di Zappa per Marini che tiene in palla, cambia gioco a cercare Lubumbo, limite dell'area, Lubumbo, il cross ribattuto, ancora Lubumbo, ritorna sul pallone, sempre all'altezza della tre quarti, alto sinistro per il cross, dentro l'area, deviazione, Piccoli a quest'altra parte, il destro circolato, la palla direttamente sul fondo, è un Cagliari che spinge, è un Cagliari che ci crede, è un Cagliari che non conclude, quando lo fa ha trovato Meretti sulla sua strada, ma in questo caso ad esempio ha sbagliato proprio l'ultima conclusione, Piccoli sul cross che è stato deviato, la coordinazione dell'attaccante non è stata la migliore per concludere a rete e siamo a 2 soli minuti alla fine del primo tempo col pallone che verrà calciato ancora da Meret, ecco la rincorsa da parte del portiere in questo lunghissimo tempo di recupero, sono tempo oltre rispetto ai 45, batte Meret il pallone di area all'inizio del campo nella zona in cui c'è ancora la lotta tra Lukaku e l'avversario, in colpo di testa di Deiola, il pallone poi colpito da Di Lorenzo che è ancora Lubumbo che ci gioca con Mazzocchi che lo attacca, con Anghissà che fa brutto fallo, con l'arbitro che applica la norma del vantaggio, con Lubumbo che rimane a terra, altro pallone che meritava forse il cartellino giallo, qua Lubumbo non si mette d'accordo con Augello e la palla esce. Sarà rimessa con le mani in favore del Napoli, con l'arbitro che ha la possibilità di allargare le braccia e quindi non tanto sconsolato ma quanto vincorato può evitare di andare a ammonire Anghissà per il precedente fallo. Tutto questo quando ormai siamo agli sgoccioli del tempo di recupero, con le mani di Lorenzo si prepara
a effettuare la rimessa a 40 secondi, 1 minuto e 40 secondi ancora da giocare. Il colpo di testa, la palla giocata da Politano, avanza Politano nel settore destro, spinge ancora, giunge ai 20 metri, spinge verso la bandierina, cerca di ritornare, ma c'è Luperto che lo controlla e manda il pallone in fallo laterale. 51 minuti e 37 secondi. La rimessa con le mani da parte del Napoli, che si vorrebbe portare negli spogliatoi per rimettere ordine dopo questo primo tempo turbolento, non solamente per quello che è successo in mezzo al campo. La rimessa in gioco nel settore di destra, aspetta ancora la squadra napoletana, il pallone è sempre tra le mani del giocatore partenopeo che non rimette in gioco, lo fa ora. Il cross basso di Politano, la palla dentro l'area per la bocca, intercetta Augello, tenta di uscire, riesce a farlo, si porta il pallone fuori. La rimessa con le mani è per il Cagliari, c'è stato un tocco da parte del napoletano, c'è ancora un minuto, la palla è servita ancora da Augello per De Iola, di prima la ricerca di Lugumbo, Di Lorenzo in anticipo, ribatte il pallone, ma c'è Marin di testa, va a cercare ancora la linea avanzata, il colpo di testa di Ramani, la sponda di Lukaku, la palla per Varaschera che tenta di avanzare, limite dell'area, pallone per Lukaku che incespica sul pallone, non riesce ad andare oltre, il pallone quindi recuperato dal Cagliari con Piccoli che cerca Gaetano di prima per Lugumbo che si può distendere, la palla ancora per Gaetano interno dell'area, Gaetano il destro, la palla al lato deviata sul tiro di Gaetano che stava per andare a realizzare il gol del pari, applausi a scena aperta e angolo che deve essere battuto nei 15 secondi che rimangono. Sentite l'urlo del popolo dell'Unipodomus che quest'oggi sta spingendo il Cagliari inserito anche da quello che è successo all'esterno del campo. È pronto Marini per la battuta, eccola, sono in corsa, sta per partire l'angolo che chiuderà questo primo tempo. Marini è pronto alla battuta, vediamo Piccoli, vediamo Mina, vediamo Luperto. Parte il cross di Marini, la palla nel mucchio, il colpo di testa liberale di Lukaku, poi quello di Augello, il tiro traversa, il tiro di Mina, la palla sul legno e poi ancora un tiro, l'altra palla sul legno, doppio palo e fine il primo tempo, con fuori gioco però che viene assegnato dall'arbitro. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0, non è ancora finito, l'arbitro sta facendo battere a Merette il rinvio del fondo, non è ancora finito, doppio palo preso dai Cagliari, ma comunque sia tutte le scosse che servono per fare in modo che ci possa essere un secondo tempo di questo tipo da parte del Cagliari a ricerca del risultato. Conte che predicava la fine del primo tempo, che va negli spogliatoi con il solito suo comportamento simpaticissimo, è da sottolineare perché non capita spesso di vedere gente così simpatica passare per Cagliari. Assolutamente sì, Vito, è una finale del primo tempo che però è un finale del primo tempo, Vito, che però vede il Cagliari che continua a spingere, ci prova, tenta in tutti i modi di andare a riprendere il punteggio dopo una scossa, diciamo, che è mancata subito dopo il gol subito. Ora si è ritornati a ragionare nel verso giusto e stando effettivamente a mettere in difficoltà il Napoli. Mi senti? Sì. Vito? Vito, mi senti? Non lo sentiamo più, Vito? Mi senti, Vitto? Ok, eccolo. Un Cagliari che quindi ha tentato di andare a offendere il Napoli soprattutto nella seconda parte. Non c'è stata invece la scossa appena dopo il gol, ma queste sono le giuste tracce per cercare di riprendere la parità nel secondo tempo. Nel momento in cui la curva del Napoli sono partiti fumogeni contro quella che possiamo dire è il pacifico pubblico della curva sud, perché questa è la cosa che faceva più male, cioè non era uno scontro tra eserciti, tra gente senza testa, tra gente senza scrupoli, era un confronto impari tra un tipo di tifoso che è irruento alla ricerca sempre della rissa contro un popolo pacifico che era là, e vedevi arrivare questi fumogeni probabilmente ha scosso anche la gente in campo, perché quando si parla che tu rappresenti l'orgoglio di un popolo, ecco, farsi prendere in questo modo, prima con le frasi, poi con i luoghi comuni, poi con le banalità, poi con le sciocchezze e non reagire finisce per essere deleterio. Probabilmente non hanno capito anche i giocatori in campo che la dignità del Cagliari va rispettata, e dal momento in cui è capitato questo abbiamo visto un Cagliari attaccare ed un Napoli che aveva già trovato il gol del vantaggio grazie alla divisione sul guarda di Mina, ma che poi alla fine ha dovuto subire il Cagliari, tanto che poi abbiamo visto piangere spesso Conte chiedendo
di qua o di là qualche intervento per poterlo tutelare. È un Cagliari che deve cercare di continuare così, di lottare con la dignità di un popolo. Quello che diciamo molte volte è che sembrano banalità, che sembrano fuori frasi buttate così, e fare in modo che la gente che arriva in Sardegna abbia rispetto della gente che trova qui indigena ad aspettarla e molte volte ad ospitarla, anche aprendo la porta di casa. Assolutamente così, è davvero un segnale che è arrivato ancora una volta dagli spalti, perché sappiamo essere la forza, il 12° uomo del Cagliari, e anche oggi forse quella spinta ha dato sì alla voglia della squadra rossoblù di rimettersi in gioco e andare a riprendere con maggior convinzione questa partita. Vito, nel corso del secondo tempo pensi anche a causa di questi 8 minuti ci siano dei cambi o vada cambiato l'assetto del Cagliari, o queste buone tracce che sono state messe in campo nella finale di tempo sono anche sintomo di una squadra che deve rimanere tale? Continuare a giocare in questo modo, abbiamo visto tanti giocatori esprimersi bene, peccato per la parata di Melette su Piccoli, peccato per qualche legno, per qualche spunto che ha visto l'Italia a grandissimo livello. Bisogna insistere ad essere sicuri, ad essere determinati, essere azzotti in questo caso, cioè avere quella capacità di andare a ricercare il risultato anche con rabbia. E il Cagliari lo ha fatto nella seconda parte del primo tempo e deve iniziare a farlo immediatamente nel secondo. Non è una questione di uomini, chi entra deve entrare con questo spirito battagliero e andare ad alimentare ulteriormente quella che è la spinta del Cagliari verso un risultato positivo. Oltre alla carica e alla voglia di andare a riprendersi questo risultato, quindi anche alla grinta messa in campo dai giocatori del Cagliari, chi pensi si sia espresso nel modo migliore a livello di gioco tra gli interpreti della squadra di Nicola? Ma guarda, ho visto molto bene, ti ripeto, Piccoli ha sbagliato sì l'ultimo tiro, Lucumbo ugualmente si è molto bene. Io dico che la squadra non sta giocando male, c'è stata qualche momento di defezione, però nell'insieme un po' tutti stanno interpretando anche agonisticamente la partita nel modo giusto. Vediamo se proseguono in questo modo, devono tentare di dare continuità a questo atteggiamento. Non mi pare di poter sottolineare uno in particolare, perché un po' tutti hanno dato il contributo che dovevano dare. Perfetto, quindi noi continueremo a commentare questo primo tempo insieme a Vittorio Sanna tra pochissimo. Intanto lasciamo un attimo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo qui a Suon di Gol. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e terre brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it.
Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound, come sempre per seguire le vicissitudini, le avventure del Cagliari, oggi impegnato nel match casalingo contro il Napoli, un match che si è sbloccato purtroppo al 18° con la rete di Di Lorenzo per la formazione ospite, ma che il Cagliari ha cercato di riprendere nell'auto finale di prima frazione, in cui sono stati recuperati ben 8 minuti. È un Cagliari che deve continuare così, davvero sfortunato l'episodio di Di Lorenzo, non si poteva fare di più, Vito? Sì, non si poteva fare di più secondo me, ma anche dobbiamo dire che il Cagliari ha fatto quanto era nelle sue possibilità. Il Napoli è la squadra forte, al centrocampo con Anghissà in particolare sta dando veramente grande peso al suo centrocampo, fare palloni in posta, molto presente. Ecco, forse se mi avessi chiesto chi è il giocatore che sta giocando meglio nel Napoli, gli avrei detto Anghissà, perché effettivamente è uno di quelli che sta esprimendo una grandissima capacità di dinamica e anche di lucidità nel momento in cui poi recupera il pallone, quindi sa fare le due fasi in modo molto proficuo. Il Cagliari ha fatto la sua parte, ha cercato di compensare, di mettersi in moto, di lottare anche fisicamente, e lo sta facendo compensando a un valore tecnico chiaramente differente, non possiamo metterli sullo stesso piano, ma il discorso lo puoi vincere proprio sporcandoti le mani, ho utilizzato Conte. Ecco, il Cagliari non deve sporcarsi le mani, ma si deve da ramangai, come si suol dire, per fare in modo che faccia vedere i muscoli a stavolta e non stia ad aspettare che il Napoli possa essere messo nelle condizioni di esprimere il proprio gioco, peraltro, ripeto, facilitato talvolta, soprattutto nella fase iniziale, anche dal solito, e mi preme sottolinearlo, dalla solita reverenza arbitrale. Eh sì, è una partita anche da quel punto di vista che farà parecchio discutere per alcuni interventi. Intanto ci scrive il nostro Luigi al 340 5186 036, anche i pali fanno parte di quel discorso del centimetro, Vitto? Non t'ho capito. Il nostro Luigi ci scrive: anche i pali fanno parte di quel discorso del centimetro, cioè quel centimetro che ci manca. Parte anche di quello, anche se oggi dobbiamo dire che 2 pali sono stati colti, uno con un tiro al volo che probabilmente doveva andare là, l'altro col tiro a giro che probabilmente ha irrigidito il piede e ha battuto sul legno, ma devo dire anche che il secondo palo è stato colto, anche se anche il primo probabilmente in posizione regolare. Però sì, secondo me l'atteggiamento è quello giusto. Oggi abbiamo avuto la possibilità con piccoli particolari di testa, dove non è stato lì a pensare di appoggiare il pallone, lo ha proprio schiacciato con forza, lì il merito è di Meret, dobbiamo applaudire anche il portiere oltre che l'attaccante. Ci sono i due elementi in campo, ecco, quella è un'azione in cui tu vedi le due parti che fanno al meglio il proprio lavoro. E invece hai parlato di Anghissa, che nel primo tempo ti è piaciuto particolarmente. Quale può essere la contromossa per cercare di arginare la sua importanza al centro del campo? Far passare i minuti, perché si stanca a quel ritmo, non credo che possa tenere per l'intera partita a quel ritmo, quindi credo che il Napoli dovrà pensare poi a chi mettere in campo al posto suo per rendere allo stesso modo, e non sarà una cosa facilissima, perché ti ho detto, a mio giudizio ha giocato una spanna rispetto agli altri. Vedremo se Antonio Conte deciderà di sostituire qualcuno nel corso di questa prima metà, o se sarà estremamente soddisfatto di ciò che ha visto in campo per quanto riguarda i suoi giocatori. Fatto sta che il Napoli sta conducendo per 1-0 nei confronti del Cagliari, e che in questo secondo tempo bisognerà andare a riprendersi la partita con grande convinzione, anche per vendicare, se così vogliamo dire, i tafferugli che si sono stati sugli spalti, vista la grande animosità che c'è tra le due compagini nel cercare di sopraggiungere l'una sull'altra. Vedremo se nel corso del secondo tempo ci saranno cambi. Oggi assente Prati per infortunio, a centrocampo poche scelte, ma magari può essere qualche minuto in più anche per Felici. Ti aspetti di vederlo oggi? Ma non so, oggi vedo altri giocatori che possono far parte della partita, giocatori come Zortea, come Adopo, sono giocatori che possono essere di questa gara per caratteristiche, per velocità, per dinamismo, per tecnica. Secondo me sono questi i giocatori che mi aspetto maggiormente nel corso del secondo tempo. Il ritmo che pone il Napoli è alto,
c'è bisogno di gente che corre, che gente che ha gamba, e secondo me Zortea e dopo sono quelli che in questo momento valuterei più di ogni altro per il loro ingresso in campo, perché rappresentano certamente quel tipo di calciatori che non di questo tipo possono essere utili alla causa. Vedremo soprattutto se Zortea farà il suo esordio, perché non ha ancora giocato con il Cagliari. Ci scrive al 340-516-036 sul nostro numero WhatsApp il nostro Riccardo. Un buon Cagliari assolutamente sfortunato nel prendere il gol sul tiro di Di Lorenzo, deve continuare a crederci, anche noi siamo d'accordo con lui. Vito, bisogna continuare sulla strada battuta, perché quello che poi si è visto negli ultimi minuti era la giusta direzione che si deve andare a perseguire. Forse causa anche della stanchezza del Napoli, o pensi che sia invece più un merito dei giocatori del Cagliari che ci hanno creduto maggiormente? Ma sai, alla fine il Napoli comunque è rimasto un po' stordito da tutto quello che è successo, dal rumore del pubblico, del fatto di essersi trovato all'improvviso dentro una bolsa infernale, perché questo si è verificato dopo i tafferugli, cioè si è acceso di tutto, sembrava in un clima veramente da confine, che lascerà i suoi strascichi, perché sono convintissimo che poi alla fine ci sarà qualcosa che ci dirà di male, anche perché vedrete che con il Cagliari ci sarà sempre severità per quanto riguarda anche quello che si è verificato dopo, soprattutto il lancio. Mi senti? Vito? Non sentiamo più oggi, lo stadio è gremito e sicuramente è un po' anche quello che condiziona. Mi senti? Adesso sì Vito, vai pure. Sì? Vai pure, ti sento, vai. Ok, perché sto dicendo che sappiamo che molte volte con noi sono particolarmente severi, e quindi andremo a vedere quello che verrà anche determinato successivamente dal giudice sportivo. Intanto dobbiamo preoccuparci però di rimettere in piedi questa partita, di ottenere il nostro risultato sul campo, perché serve, come abbiamo detto anche alla vigilia della gara, non solamente per alimentare la classifica, ma per alimentare anche la convinzione nei nostri mezzi. Eh sì, questa è una delle parti fondamentali che bisogna sviluppare per far sì che poi il resto del campionato possa essere affrontato nel giusto modo. Le squadre stanno per tornare in campo, Vito? Vedo già comparire qualcuno, non i titolari. Ricordiamo che gli 8 minuti di recupero ce li porteremo dietro. Sono nel suo passaggio buona parte dei protagonisti, ci sono alcuni del Napoli, ci sono alcuni del Cagliari, ne mancano altri. Vedremo un po' tra poco di vedere rientrare tutti insieme con l'arbitro che è davanti a loro, quindi che in qualche modo sta comandando il rientro in campo. Abbiamo fatto prima una domanda ai nostri tifosi, Vito, qual è il Cagliari Napoli o il Napoli Cagliari a cui sono perfezionati? La facciamo anche a te velocemente prima di riprendere il secondo tempo. Qual è il Cagliari Napoli che? A cui siamo più affezionati. E vabbè, chiaramente il 2-1 con il gol di Conti nel finale, quello in assoluto è il Cagliari Napoli a cui sono più affezionato. Subito dopo un 2-2 a Napoli, sempre con i gol che sono arrivati nel finale, a seguire ancora il 2-0 in casa, quasi tutto nello stesso periodo. Quello è stato il periodo d'oro del partita tra Cagliari e Napoli, chiaramente a quelle sono punte. Perfetto, stiamo riniziando, quindi Vito ci sentiamo tra pochissimo. No, aspetta, stanno cominciando, ti dico subito di Zortea per Deiola. Perfetto, quindi Zortea per Deiola, la prima scelta di Nicola. Noi salutiamo Vittorio Sanna che ritroveremo tra pochissimo. 2 i cambi, fuori Deiola e qualcun altro, perché si prepara anche a dopo a entrare in campo e prendere proprio il posto del capitano del Cagliari Deiola. Quindi prima sostituzione effettuata da Nicola per dare forse maggior dinamismo soprattutto nella parte centrale del campo, e Zortea adesso vi informeremo se sarà subito dei protagonisti o meno. Intanto è entrato sicuramente a dopo. Probabilmente se Zortea dovesse far parte della partita lo faranno, andando a prendere il posto di Azzi, che però fino a questo momento rimane in campo. Quindi vedremo successivamente se ci sarà l'utilizzo di Nadir Zortea tra le scelte che farà il mister nel corso del secondo tempo, e naturalmente vi informeremo di ciò, ma per ora l'unico cambio effettuato dalla panchina
è quello che vede l'uscita di Deiola e l'ingresso di Adoppo. Ci scrive ancora Andrea La Padova: tranquillamente ne giochiamo qualcuna a porte chiuse, è molto probabile che andrà a finire così, però visti i lanci di bombe fumogeni e tutto quello che ne concerne, che è succeduto in quel di Cagliari, con due tifoserie animatissime, ma probabilmente verrà punita maggiormente la squadra di casa per i lanci successivi a quelli iniziali che hanno dato il via alla bolgia di cui abbiamo parlato e che ha causato poi ben 8 minuti di recupero nel corso del primo tempo, con una partita che quindi vivrà in ritardo e finirà anche quindi con qualche minuto in più, minuti che continuano ad aggiungersi, perché prima dell'inizio della seconda frazione ci si è fermati, si è aspettato un po' per far sì che si riparasse la porta che in questo momento è occupata dall'estremo difensore napoletano, perché c'era un buco nella parte bassa della rete. Quindi a dopo per Deiola, questa è la scelta nel corso della prima frazione di Davide Nicola per cercare di smuovere questo match con il Cagliari, con il Napoli, che il Cagliari sta perdendo per 1-0 a causa della rete dal 18esimo di Lorenzo. Ma intanto noi stiamo seguendo anche altri campi che stanno dando battaglia in questa domenica pomeriggio, quasi sera. Mainz e Werder Brema sono sull'1-2 quando mancano 6 minuti al 90esimo. Sono terminate tutte e tre le partite invece in Ligue 1. Nantes Reims terminata 1-2, Strasburgo Angers 1-1 e infine Tolosa Le Havre 2-0. Per quanto riguarda invece la Premier League, continuano a darsi battaglia Wolverhampton e Newcastle. Era passata in vantaggio la squadra di casa nel corso del primo tempo, mentre adesso conduce il Newcastle 2-1 in rimonta anche per il Pisa, che dopo che era stata raggiunta dalla Salernitana prima è tornata nuovamente in vantaggio e poi ha siglato anche il gol del 3-1 che fino a questo momento la porta avanti quando mancano 5 minuti al termine del match valevole per la Serie B. E infine in Liga Spagnola l'Atletico Bilbao conduce 2-0 sul campo della Spalmas. È rincominciato il match tra Cagliari e Napoli, subito Cagliari che ha tentato di andare in avanti in più di un'occasione con dei lanci a cercare le sue ali e i suoi esterni, il gioco sugli esterni che sta venendo condotto in maniera decisamente maggiore rispetto a quanto eravamo abituati nel corso di queste prime partite. Abbiamo visto molto utilizzati i riferimenti laterali della formazione rossoblu. Uno su tutti Augello, che in più di un'occasione ha saputo mettere al centro degli assist davvero importanti per quanto riguarda le azioni del Cagliari che qualche minuto fa è andato vicinissimo al gol del pareggio. La svettata di Luperto in area sul suggerimento da destra e sulla deviazione bella anche questa di Meret, che ha evitato il gol. Ci ha provato Luvumbo senza avere effettivamente successo. Vedremo se comunque ci sarà spazio per il Cagliari, ce lo facciamo raccontare direttamente dalla cronaca del nostro Vittorio Sanna. Contropiede del Napoli con Lobosca che giunge sulla tre quarti, affrontato da Adopo, non sortea al posto di Deiola, sbagliato in chiusura, in apertura di secondo tempo, fermato ancora da Anghissà che dà verso Lukaku, chiude in questo caso Augello, riparte quindi Italia, è fermata l'azione difficile da parte del direttore di gara e sentite cosa gli piove addosso, la penna è carica in questo caso perché viene fermato il gioco sul tentativo di contropiede da parte del Cagliari e la penna ha giudicato lui al posto degli altri, se l'azione poteva essere sfruttata o meno, invece applicare la norma del vantaggio. Nel frattempo c'è il giocatore del Napoli a terra dentro la propria area, viene soccorso, mentre continuano le discussioni con la penna nella precedente azione era rimasto a terra un giocatore che è ancora a terra per tantissimo tempo e l'arbitro si porta sul posto per sincerarsi della situazione. Andrea, non sprechiamo ulteriore tempo visto che forse si rialza, vediamo un po', forse si rialza, ci sono i calci per il Cagliari, teniamo dai la linea, vediamo un po', ma si perde veramente tanto tempo e lo stanno coccolando praticamente a ridosso dell'area. Adesso si rialza e riprende posizione in campo. Si tratta, per la precisione, di Ramani, che viene portato a bordo campo. Verrà scodellato il pallone, neanche fischiato in calcio di punizione, ridicolo fino alla fine il direttore di gara perché ha interrotto il gioco
per soccorrere i giocatori del Napoli non ha non applicato la norma del vantaggio, ha proprio interrotto il gioco. Incredibile, veramente incredibile. Ecco che aspetta che nel frattempo tutto si riprenda. Nel frattempo ancora la stanno rigirando come vogliono loro. Noi non dobbiamo cadere nella trappola come sta capitando con il lancio di Fumoso, e dobbiamo evitare queste cose per non dare il pretesto per poter trovare delle scuse rispetto ai comportamenti che hanno avviato tutto questo. Marini porta avanti il pallone, si infila tra le righe, non riesce a servire in questo caso l'avversario, sarà di Gaetano, fallo in mano di Gaetano e calcio di punizione in favore del Napoli a ridosso della propria area, quindi si spegne l'azione offensiva da parte cagliaritana con possibilità di battuta ora del Napoli a ridosso dell'area, tutti i giocatori intorno che non danno spazio, si prepara per la battuta di Lorenzo, ecco che lascia poi l'incarico per la battuta in questo momento al compagno di reparto. Rilancio lungo col colpo di testa di Augello che manda in fallo laterale, rimesso in gioco quindi ancora per il Napoli, 50 minuti 41 secondi nel corso della partita, la rimessa in gioco affidata a Mazzocchi all'altezza della tre quarti offensiva, nella palla che poi viene ceduta in questo caso a Di Lorenzo. Eccolo Di Lorenzo pronto a battere, va a cercare ancora Mazzocchi che si volta cercando Politano che tenta un varco per passare, Politano che porta a spasso gli avversari, cross all'interno dell'area, arriva Kvaratskhelia dall'altra parte del duello con Zappa, il pallone ribattuto, ancora il giocatore georgiano in possesso palla che punta ancora per un nuovo cross, pallone che viene reso all'indietro nella zona in cui agisce ancora una volta Anghissà per la Bosca che cambia gioco, va a cercare a destra Mazzocchi nel duello con Augello gli tocca il pallone, gli batte sul muso ma lo tiene ancora il Napoli, attenzione al Politano, il cross all'interno, il colpo di testa di Mina che prolunga fuori Axi che tiene in gioco evitando il calcio d'angolo, si prepara a rilanciare lungo Axi, lo fa a vantaggio di Gaetano che controlla, non riesce a servire il compagno e ancora una volta era stato Anghissà a togliere il pallone. Vi ho detto del grande primo tempo di Anghissà, attenzione Napoli dentro l'area con a dopo che lascia terminare direttamente sul fondo, 51 minuti 55 secondi nel corso della partita, Napoli 1 Cagliari 0 lì nello studio. E quindi si rinizia con il Napoli che cerca in qualche occasione di andare a offendere maggiormente il Cagliari, con un Cagliari che però ha dimostrato di poter essere pericoloso. Davvero ci uniamo alla confusione per la scelta, chiamiamola confusione perché siamo diplomatici, per la scelta dell'arbitro che dopo che è rimasto a terra in uno scontro normale Ramani ha chiamato poi successivamente il gioco fermo per consentire le cure al giocatore per una botta in testa che aveva dovuto dare nel primo momento quando già il Napoli stava ripartendo e non quando la squadra ospite ha perso il pallone e stava rischiando di subire la controffensiva. Detto questo, noi lasciamo spazio per un attimo ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi il secondo tempo tra Cagliari e Napoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra.
Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta alla Corte del Sole per raccontarvi quello che succede all'Unipol Domus tra Cagliari e Napoli, in un match che fino a questo momento ha visto il Napoli in vantaggio per 1-0 grazie alla rete nel corso di primo tempo da parte di Di Lorenzo su tiro deviato da Yerry Mina. Bisognerà capire anche se verrà dato gol a Di Lorenzo o autogol al difensore colombiano del Cagliari, che ha deviato in modo decisivo la sfera per ingannare il suo compagno Scuffet e quindi portare in vantaggio il Napoli. Un Cagliari che cerca di crescere sempre in maniera maggiore. Qualche minuto or sono ci ha tentato Gaetano con un tiro dopo che la palla gli è arrivata sul secondo palo, ma incredibile intervento di Spinazzola, che è riuscito a evitare il peggio per i suoi. Altro legno per il Cagliari, qualche minuto or sono. Marin tentato la conclusione da lontanissimo, un tiro a scendere che Meret è stato bravissimo ancora una volta a deviare sulla traversa, e a questo punto è una sfida tra i giocatori del Cagliari e il portiere partenopeo, che fino a questo momento ha rappresentato il vero fuoriclasse che sta mantenendo il vantaggio della squadra napoletana. E questo è un dato importante per il Cagliari, che non deve demordere vedendo le sue tentativi annullati, perché se si continua così prima o poi cadrà anche l'ultima difesa della squadra di Antonio Conte. Qualche minuto fa giallo per Lukaku, che è entrato in modo violento su Yerry Mina, probabilmente anche a causa del passare dei minuti a essere marcato dal giocatore colombiano. È andato dritto sull'avversario, Yerry Mina è caduto a terra urlando e non ha visto l'arbitro decidere per il cartellino giallo nei confronti del giocatore Romelu Lukaku, con la numero 11 in questa stagione alla corte di Antonio Conte. Davvero bello il tiro di Marin, che per poco non ha sorpreso Meret. Da casa sua ha tentato la conclusione a scendere, incredibile l'effetto che è stato dato al pallone, davvero incredibile. Altrettanto l'intervento di Meret, che ha toccato il tanto che bastava per trasportare il pallone, la sua direzione sulla traversa e poi uscire nuovamente in campo. Il Cagliari quindi deve continuare così, ma intanto andiamo a vederci un po' di statistiche tra i due allenatori. Davide Nicola ha allenato contro il Napoli in 8 occasioni, in cui è arrivata una vittoria e 7 sconfitte. Antonio Conte invece ha sfidato il Cagliari in 13 incontri, in cui ha trovato 9 vittorie e 3 pareggi e appena una sola sconfitta. Questo ci può anche far ragionare un po' e sperare di andare a annullare questa doppia statistica. I due tecnici invece si sono sfidati in 3 occasioni, in cui a prevalere è sempre stato Conte, quindi fino a questo momento le statistiche stanno venendo rispettate per quanto riguarda i confronti tra i due allenatori, ma sappiamo quanto ci vuol poco a cambiare tutto e quindi a mutare anche questi numeri che rimangono dagli scontri precedenti tra i due interpreti che guidano le due formazioni oggi impegnate all'Unipol Domus. Questo è un po' il resoconto statistico, ma cambia il risultato da uno dei campi che stiamo seguendo. Minuto 97, recupero buio, pesto in quel di Salerno tra Salernitana e Pisa, 2-3, con la Salernitana che si è avvicinata alla squadra ospite che era in vantaggio per 3-1, e vedremo se avrà occasione di trovare anche il gol del pareggio in questi pochi minuti finali. E abbiamo visto scaldare intanto, per quanto riguarda il Cagliari, qualche minuto or sono Kingston Mutuanda, che sarà presto della partita, e infatti
Così è doppio il cambio scelto da Nicola qualche minuto or sono, fuori Gaetano e Azzi per Mutuanda e Zortea. Quindi queste le scelte del tecnico Davide Nicola, che dopo il cambio di Deiola per far entrare dopo nel corso dell'intervallo seleziona altre due pedine dalla panchina, ovvero Zortea e l'attaccante Kingston Mutuanda, per andare a scontornare, a dar fastidio alla retroguardia napoletana, soprattutto con l'imprevedibilità ora di due interpreti che fanno del dribbling, fanno delle accelerazioni rapide la loro maggiore caratteristica. Quindi stiamo parlando appunto di Luvumbo e Kingston Mutuanda. Vedremo come affronterà la partita il giocatore che nell'ultima giornata del passato campionato è riuscito anche a trovare un gol fondamentale andando a calciare con il destro in maniera sublime. Gli auguriamo che oggi possa ripetere l'impresa anche in questo match con il Napoli. Cambi che comunque fanno capire che l'atteggiamento di Nicola è quello giusto, di un allenatore che vuole andare a riprendersi la gara, che vuole andare a pareggiare il match, e lo fa inserendo un attaccante per un centrocampista e cambiando uno dei suoi esterni per dare maggiore velocità, maggiore freschezza anche a livello decisionale alle proprie fasce laterali. Quindi da una parte ci sarà Augello con i suoi cross di sinistra e dall'altra Zortea che per chi non lo sapesse sa svolgere entrambi i ruoli, e conseguentemente a ciò potrebbe essere davvero un giocatore fondamentale per il resto della stagione rossoblu. Arbitro che intanto continua a utilizzare il metro leggero quando a cadere a terra sono maglie azzurre, perché qualche minuto or sono, su una situazione di calcio d'angolo, è andato a fischiare un fallo a Meret per un fallo commesso dal suo difensore, dal suo stesso compagno Buongiorno, che va a spingere Meret a terra, e l'arbitro comanda il fallo per il Napoli. Davvero stiamo arrivati a un tratto comico della partita, perché questa decisione è veramente assurda da parte dell'arbitro, che ha visto il portiere a terra e tra vedere e non vedere ha fischiato questo fallo in attacco senza che poi ci fosse effettivamente complicità da parte del giocatore in maglia rossoblu. Queste le decisioni del direttore di gara, che non stanno facendo proprio piacere al pubblico cagliaritano e anche a noi che stiamo seguendo il match. Vi ricordo che per commentare insieme a noi la partita il numero WhatsApp è il 340 51 86 036. Mandate i vostri messaggi per farci compagnia e sperare di riuscire a riprendere questo match che il Napoli sta conducendo, ma che il Cagliari sta dimostrando di poter e dover pareggiare, viste le grandi offensive che sta mettendo in pratica praticamente da dopo l'interruzione dei fumogeni e delle bombe carta in avanti. Davvero grande Cagliari che tenta di riprendere una formazione partenopea che finora è andata avanti, ma diciamo senza grandissimi meriti, oltre alla fortunata deviazione di Yerry Mina sul tentativo di Lorenzo. Questo è un po' il riassunto della partita, e ci troviamo nel secondo tempo. Stiamo iniziando a vivere la parte più calda, quella anche in cui i giocatori trovano maggior stanchezza e quindi sbagliano soprattutto in fase decisionale. Vedremo se sarà così. Fatto sta che noi andiamo a farci raccontare tutto quello che sta accadendo all'Unipol Domus attraverso la voce del nostro Vittorio Sanna. Altro fumogeno purtroppo dentro il campo, ma è contro di noi, è assolutamente un suicidio questo di mandare il fumogeno in mezzo al campo. In questo momento stanno quasi vanificando lo sforzo del Cagliari della ricerca del pari, un Cagliari che ha ancora una volta attaccato e ha tanto coraggio anche nei giocatori che sta mettendo in campo, perché finalmente vediamo contemporaneamente a dopo Zorpea, vediamo anche Mutuanda che è stato scelto per sostituire Gaetano. Il coraggio di Nicola andrebbe meritatamente premiato in questa partita, dove il Cagliari continua a inseguire il risultato con tutti i suoi uomini. Eccolo ancora dopo che tenta di partire, gira volta ma poi si ferma, perde il pallone, riparte Politano, attenzione, Politano che punta Mina, ancora Politano che porta palla, al centro recupera anche Augello, c'è Lukaku e Changhissà, bravissimo Mina a togliere il pallone con rimpallo che era a favore del Cagliari. L'arbitro per un attimo lo ha dato al Napoli,
distinto di cuore e poi ha capito invece di ragione che l'ultimo tocco era evidentemente del giocatore napoletano. Il colpo di testa prolungare di Zortea, la palla nella zona in cui c'è Mutandà che sta giocando veramente bene questo inizio e parte ancora Zortea, 3 contro 2, Zortea al centro per Piccoli evita un avversario e perde poi il pallone. Di Lorenzo gli sranica la palla, peccato, lo aveva quasi superato ma poi ha perso la cognizione della palla. Ora il Napoli che tende a ripartire con Lukaku nel settore di sinistra, la palla per Politano nel duello con Augello non ha il raddoppio, attenzione, Politano però rallenta dall'indietro per Lobotka al centro per Anghissà, il gigante del Napoli in mezzo al campo, il pallone ancora giocato da Buongiorno verso sinistra, il pallone che ritorna ancora a Buongiorno, 65esimo minuto che sta andando via, la palla che ritorna ancora indietro, Buongiorno che poi serve lateralmente per Olivera, nuovo entrato al posto di Spinazzola, pallone ancora per Olivera, indietreggia Olivera, rallenta il Napoli perché è il Cagliari che sta dando il ritmo alla partita e il Napoli cerca di tutelare l'1-0, ancora Anghissà tiene il pallone, va verso Di Lorenzo, ancora Anghissà, il Cagliari che cerca di togliere palla, poi Di Lorenzo che prolunga per Lukaku che parte, tocca per Cavasteira davanti al portiere, il tiro e purtroppo il gol, il raddoppio del Napoli firmato da Kvaratskhelia, un contropiede perfetto con Zappa che si è perso il giocatore, il gol del raddoppio per il Napoli, Cagliari punito severamente in questo caso dal contropiede del Napoli, peccato perché la squadra rossoblù stava facendo tutto quello che serviva per cercare il pareggio, gol di Kvaratskhelia e quindi gol del raddoppio, contropiede Zappa che si è letteralmente perso in ritardo su di lui, sul pallone che è stato portato avanti, è stato bravo Lukaku a servire verso Kvaratskhelia con Zappa che non ha recuperato e Luperto che non è riuscito a chiudere, quindi pallone infilato in rete su questo tocco che ha visto Lukaku fare da rifinitore approfittando della posizione larga di Zappa, quindi 2-0 per il Napoli lì nello studio. E quindi sfortunata notizia che arriva dall'Unipol Domus, perché il Cagliari davvero stava facendo tanto bene, è stato colpito in contropiede dal Napoli. Grandissima esultanza di Antonio Conte che fa capire quanto è stato difficile andare a trovare questo gol del 2-0 per la formazione ospite. Kvaratskhelia che si è presentato a tu per tu con Scuffete, l'ha battuto con un tiro di punta quasi in stile futsal, riuscendo ad andare oltre il numero 22 del Cagliari, portando il Napoli sul 2-2, ma il Cagliari non deve perdere la calma, non deve perdere la speranza, perché per come ha giocato fino a questo momento deve continuare a spingere, continuare a cercare di riprendere il risultato contro un Napoli che pensa di aver già fatto il suo lavoro oggi all'Unipol Domus, ma sappiamo che il tempo è ancora tanto per riuscire ad andare a recuperare. Bisogna avere una reazione di carattere, perché se davvero riusciamo a riportarci a meno 1 ci sono tutte le condizioni per poi riprendere un match con il Napoli che in questo momento sta sfuggendo via a causa del praticamente l'unica grande occasione della squadra ospite in questo secondo tempo. Contropiede perfetto con un pallone sporco di Oliveira che è stato servito a Lukaku, il quale è stato molto bravo ad aspettare il tempo per servire il proprio compagno georgiano a tu per tu con il portiere georgiano, che poi non si è fatto battere e ha superato il numero 22 dei rossoblù, ovvero Scuffet. 2-0 quindi del Napoli in questo pomeriggio all'Unipol Domus, in una gara che però potrebbe ancora regalare delle sorprese, perché manca ancora più di 20 minuti al termine del match. Sappiamo quanto queste occasioni, queste partite possono durare davvero fino all'ultimo sgocciolo di tempo. Qualche minuto fa ci ha provato anche Kingston, che ha cercato di lavorare un pallone arrivato in aria, pallone che tra l'altro è arrivato in aria abbastanza facilmente da parte del Napoli, e questo è indicatore del fatto che se siamo più attenti, se siamo più cinici, se siamo più bravi a sfruttare gli spazi che la squadra di Antonio Conte ci lascia, possiamo andare a riprendere questa partita. Assolutamente la speranza deve essere questa
e ci auguriamo di poter vedere una finale di gara positivo per quanto riguarda il Cagliari, dopo anche la tanta sfortuna che l'ha perseguitato nel corso di questo match. Ricordiamo tra tutte la traversa di Marin, ma anche grandissimi interventi di Meret, che è stato il baluardo definitivo della retroguardia napoletana, riuscendo a intercettare, a disinnescare anche i tentativi più pericolosi per quanto riguarda il Cagliari. Intanto qualche minuto fa lo stadio ha fatto capire di non essere d'accordo col guardaline, che infatti ha sbagliato anche questa decisione, dando il pallone dentro per il Napoli sul controllo di Buongiorno, come vi abbiamo detto qualche minuto or sono sulla fascia, pallone che invece era completamente uscito e a 2 passi non si è riuscito a fare la giusta valutazione con la curva nord che si è vista rumoreggiare, e vedendo il replay diremo anche ha ragione, visto che la sfera non era completamente terminata fuori. Ora l'atteggiamento degli ospiti sarà ancora più a cercare di innervosire i nostri, e noi non dobbiamo cadere in questa provocazione, ma dobbiamo continuare con il calcio che siamo riusciti a esprimere per larghi tratti della partita e andare a cercare di riprendere questo match. Guardate, salvatela la parata di Meret, perché sì è bravo, ma non me ne farà mai più una così, davvero. Meret oggi in uno spolvero che l'abbiamo visto in poche occasioni proprio negli ultimi anni, portiere che anzi in più di un'annata è stato messo in discussione dalla propria dirigenza, che è andata a cercare un po' ovunque un suo sostituto, poi alla fine si è preso il posto, e quest'anno dovrebbe essere sicuro di essere l'uno titolare della squadra appunto di Aurelio De Laurentiis. Vedremo se sarà così e se poi continuerà anche nel resto della stagione, o sarà una tantum questo grande prestazione da parte dell'estremo difensore napoletano. Ma da estremo difensore all'altro purtroppo arriva il 3-0 del Napoli. 3-0 Napoli, erroraccio di Scuffet, adesso lo rivedremo, vi informeremo su chi ha commesso l'errore, ma davvero pallone regalato a Kvaratskhelia, che ha messo al centro per Lukaku, con Scuffet che ha proprio sbagliato il passaggio, dando un passaggio a 1 all'ora per Zappa, palla che è passata con il tunnel da parte di Politano, che era andato in pressione, e gol di Lukaku, tra l'altro anche Politano che non era in fuorigioco perché era riuscito a tornare in tempo prima del suggerimento di Kvaratskhelia. 3-0 del Napoli, che quindi chiude metaforicamente la partita in quel di Cagliari con il gol di Lukaku, e quindi tris pesantissimo per quanto riguarda i tifosi rossoblù, soprattutto che saranno quelli che prenderanno il maggior contraccolpo da questo 3-0. Adesso speriamo che anche i giocatori in campo non mollino assolutamente, ma tentino di riavvicinarsi a -2 il prima possibile, per cercare di rimettere in piedi una partita che con il passare dei minuti si fa sempre più lontana dal portare dei punti importanti in casa Cagliari. 3-0 quindi del Napoli, che trova la rete del tris con il suo asso offensivo, ovvero Romelu Lukaku, in rete un autogol e 2 degli uomini più importanti della formazione partenopea, proprio Kvaratskhelia nel corso del secondo tempo, e Romelu Lukaku imbeccato ancora una volta da un passaggio del numero 77 Giorgiano. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi continuiamo a raccontarvi il match tra Cagliari e Napoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare.
Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti. Nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta alla Corte del Sole, quindi 3-0 il parziale tra Cagliari e Napoli. Il gol di Lukaku allontana ancora di più gli ospiti dalla squadra di casa del Cagliari, che ha creato tanto tra il finire del primo tempo e l'inizio del secondo, però è stata punita prima nel suo momento migliore da Kvaratskhelia e poi nella ingenuità del suo portiere Scuffet successivamente per il 3-0, che è scaturito davvero da un'azione che di preparato da parte degli ospiti aveva assolutamente nulla. Un po' di umori delusi dal nostro 340-5186-036. Dino ci scrive: un'altra giornata umiliante, chissà quanta ne vedremo, mentre il nostro Luigi con questo 3-5-2 facciamo buone prestazioni ma non è il modo giusto per quella qualità dei giocatori che abbiamo. Perdere con il Napoli mi fa girare. La prossima forza Cagliari, Luigi. Questa è un po' l'umore dei nostri tifosi dopo il tris calato da Lukaku, mentre qualche minuto fa è stato sostituito Lukaku per Simeone che ha subito fallo da Mina al limite dell'area, arbitro che ha estratto il cartellino giallo nei confronti di Yerry Mina, e quindi primo ammonito per il Cagliari. Si tratta del colombiano Mina. Napoli che poi ha effettuato anche 2 cambi, dentro Gilmour e dentro anche Simeone, come abbiamo detto, per Lukaku e Kvaratskhelia. Queste le scelte del tecnico Antonio Conte per questo finale di gara, in cui il Napoli deve cercare di portare a casa il punteggio nel modo più tranquillo possibile. Almeno questo pensiamo sia la missione dell'allenatore della squadra ospite, mentre il Cagliari, se vuole avere qualche speranza di rimettere in piedi il match, lo deve fare il prima possibile, ma non deve continuare a commettere degli errori grossolani, come abbiamo visto anche qualche minuto or sono da parte di Augello, che una volta recuperato a palla se l'è allungata il tanto che bastava per far sì che arrivasse al giocatore avversario. Questi errori di distrazione, probabilmente anche causati dalla tris che ha abbattuto completamente il morale del Cagliari per una partita che è vero sta presentando un punteggio rotondo, ma non racconta la verità che abbiamo vissuto in campo, almeno a livello di qualità di gioco. Poi che il Napoli sia stato molto più bravo a sfruttare le sue occasioni non siamo in dubbio, ma c'è stata anche tanta sfortuna da parte del Cagliari, che ha prodotto tanto in una partita tra l'altro spezzettata parecchio dalle decisioni del direttore di gara, che ha avuto un fischietto un po' altalenante, diciamo così, non proprio coerente nel continuum della partita. Nicola intanto prova le ultime 2 sue mosse per cercare di provare a riaprire la gara. Fuori Marin, dentro Makumbu e fuori Piccoli per Pavoletti. Queste le scelte del tecnico del Cagliari per andare ad affrontare la parte finale di gara. Dobbiamo dire, vedremo se almeno la carica del nostro Leonardo Pavoletti potrà risvegliare gli animi un po' sopiti dopo il gol del 3-0 dei giocatori del Cagliari, che si sono lasciati buttar giù dal risultato rotondo, ma devono cercare di dare il massimo fino alla fine per ripagare i tanti tifosi che anche in questa occasione sono arrivati a sostenerli e che stanno creando una vera e propria bolgia in quel dell'Unipol Domus per far sì che i propri beniamini cerchino di riaprire la partita. Noi ci trasferiamo all'Unipol Domus e andiamo a farlo come sempre attraverso la cronaca del nostro Vittorio San. C'è il terzo dell'attacco del Napoli, 78 minuti e 18, col tocco in avanti di Sime, anzi di Violento, col palla recuperata da Luperto. In fase di disimpegno un Cagliari che ha perso in sicurezza
certamente depresso dal risultato e soprattutto dal 3-0 per come lo ha subito. Adesso deve tentare di scuotersi per cercare almeno di avere questa forza di reazione che possa servire già adesso, ma soprattutto anche in vista dei prossimi match. Guai se far fare capolino alla depressione in qualsiasi situazione. Pallone giocato a destra su Zortea che ritorna al centro nella zona di ieri Mina va a sinistra per Augello, anche lui ha perso un pallone in modo ingenuo poco fa, dando la sensazione anche lui di non credere di più nella partita, di essere rattristito profondamente da quanto è capitato, ma un po' come tutti. Ancora il tocco da parte di Mutuanda, la palla gestita su Makumbu che gira intorno ai giocatori del Napoli, tiene su di palla, alza la testa, ma poi preferisce servirsi ancora di Mina che porta avanti il pallone, lo porge ancora Zortea nel settore di destra, il cross di Zortea, il colpo di testa in anticipo su Pavoletti, poi il pallone allontanato da Anghissà, ancora la ricerca di Simeone che ribatte quasi di testa il pallone. Anche fortunato il Napoli perché poi alla fine a recuperare è ancora la squadra campana. Pallone che viene servito ancora nella zona di Politano attaccato da Augello, eccolo ancora il pallone a destra nella zona di Olivera, anzi di Mazzocchi, palla persa, recuperata da Makumbu, data indietro per Mina a destra ancora nella zona di Zappa a favore di Zortea, attaccato, pallone che ritorna ancora all'indietro, il passaggio verso destra dove c'è il controllo ancora da parte del Cagliari con Adopo che evita l'avversario, va a cercare ancora Mutuanda, si gira bene ma poi perde il pallone, ritorna a riconquistarlo, era regolare, ma possibile, cioè non c'è veramente un arbitraggio incredibile, l'abbiamo visto anche nelle rimesse laterali di come alla fine non si vedano neanche i palloni usciti fuori quando si tratta di dover giudicare a favore del Napoli. Anche poco fa uno scontro di Marini qua sotto la tribuna prima di uscire, e adesso l'uscita in campo da parte di Politano, insieme a lui solamente Politano che esce, al suo posto entra Neres. Questo è il cambio del Napoli quando si gioca all'81esimo minuto, c'è il calcio di punizione affidato ad Anghissà, che è certamente uno dei migliori della storia partenopea in assoluto, è pronto per la battuta intorno a sé, non ha giocatori, guarda proprio il nuovo entrato, ma poi preferisce ritornare all'indietro. Ecco il fraseggio con ancora Anghissà che fa un po' da perno centrale, palla nella zona di Mina nel duello con Simeone. Mina lo aggira, porta avanti il pallone, Simeone lo insegue, pallone porto poi ancora a destra per Adopo verso destra per Zortea che poi ritorna all'indietro col pallone giocato da Zappa ancora per Zortea, accelera Zortea portando palla, viene fermato, arriva alle sue spalle Zappa ma Zortea insiste cedendo a Makumbu all'indietro per il controllo di Mina per Luperto per Augello per Luvumbo nel duello con l'avversario, tenta di partire Luvumbo, strattonato dall'avversario più volte, finalmente all'81esimo minuto gli viene fischiata una punizione a favore, calcio di punizione che verrà battuto dalla zona interna di sinistra all'altezza della tre quarti, pronto per la battuta, ecco la rincorsa da parte di Augello che sta per spedire verso l'interno dell'area, 82esimo minuto della partita, vediamo se si riesce a ridare un po' di brio a questo match con Augello pronto a battere, un po' di fortuna per aver permesso certamente di non arrivare sul 3-0 se contiamo il palo di Marini in particolare, il colpo di testa, la palla torna all'indietro, viene alzata a campanile, ancora un colpo di testa, poi Augello la rimette dietro, il Napoli la recupera, Augello ancora un rimpallo e l'arbitro quando non si riesce a risolvere in altro modo ci pensa lui, si inventa un calcio di punizione e il Napoli può battere lì nello studio. E quindi Napoli che si appresta a vivere questi ultimi minuti in vantaggio sulla formazione del Cagliari, 3-0 il punteggio maturato fino a questo momento, vedremo se nel recupero ci sarà l'opportunità per la squadra di Nicola di andare ad affrontare, riprendere o almeno a minimamente impensierire la possibilità che il Napoli non ottenga la vittoria con un gol, ma fino a questo momento non c'è stato. Sostituzioni esaurite per entrambi i due allenatori e come diceva Benevito dobbiamo dire anche oggi un arbitraggio non proprio eccelso nelle scelte, in più di un'occasione si è andati a punire
in modo un po' generoso dei contatti, soprattutto quando si trattava di andare a portarli nella direzione del Napoli. Questa è la situazione che stiamo vivendo in questo Cagliari-Napoli, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. 3-0 come abbiamo detto. Ricordiamo il gol nel primo tempo di Di Lorenzo sulla deviazione di Jerry. Nel secondo tempo poi sono arrivate le reti di Kvaratskhelia e Lukaku a completare il tris napoletano. Qualche minuto fa ci aveva provato il Cagliari, che sta tentando di affrontare, a salire questa parte finale di gara. Il suggerimento al centro era stato per Makumbu, che ci ha messo davvero troppo a coordinarsi, a cercare di spedire il pallone con una conclusione dietro la porta dei pali difesi oggi da Meret, che, come messo in evidenza da uno dei nostri ascoltatori al 34051860336, ha compiuto una partita sublime, riuscendo in più di un'occasione a salvare il punteggio per quanto riguarda la squadra ospite. E quindi anche Cagliari abbastanza sfortunato, se dobbiamo analizzare gli episodi singoli offensivi che si sono succeduti nel corso della gara. Intanto stavamo seguendo anche altre partite in contemporanea con il match del Cagliari. In Liga c'è il confronto tra Las Palmas e Athletic Bilbao, che vedeva il Bilbao in vantaggio per 2-0, ma tutto potrebbe essere cambiato perché è stato espulso un interprete della squadra basca e intanto ha accorciato le distanze il Las Palmas 1-2. Quindi per quanto riguarda il match di Liga spagnola, che vi abbiamo raccontato almeno nel punteggio durante questi 90 minuti di Cagliari-Napoli, ma vedremo se poi terminerà così o ci saranno nuove sorprese anche lì. Intanto a Cagliari ci ha provato Mutuanda con una conclusione al volo di sinistro. Il tiro però è risultato altissimo e non pericoloso per niente per quanto riguarda la rete di Meret, che sta tentando e vorrà sicuramente cercare in tutti i modi di portare a casa l'imbattibilità in questa trasferta sarda, che fino a questo momento per il Napoli è andata benissimo. Si parlerebbe di una passeggiata in quel di Cagliari se si è vista la partita, effettivamente però non è così per quanto riguarda le due squadre in campo, i valori che si sono visti nel corso del match. Vedremo come continuerà questa partita, se il punteggio verrà reso un pochino più veritiero rispetto a questo 3-0 o se il Cagliari dovrà masticare amaro con questo risultato tondo e riversare però tutta questa rabbia, tutto questo rancore, tutta questa voglia di fare di più e di fare meglio, che oggi abbiamo visto per larga parte della partita, ma che poi non si è concretizzata nel totale, visti i valori in campo e visto come ha interpretato la gara il Napoli contro l'Empoli, che è prossimo avversario, e sarà un match decisivo per quanto riguarda il continuo del campionato della squadra allenata da Nicola. Qualche minuto fa anche antipatico Simeone, che sicuramente non sarà stato accolto al meglio dal pubblico di casa, è andato a commettere fallo su un interprete cagliaritano e diciamo che l'arbitro non l'ha punito con il giallo, anche se la reiterazione dell'azione era parecchio evidente. Quindi questo è stato il metro di giudizio utilizzato dal direttore di gara di oggi. Ricordiamo il signor La Penna di Ravenna, questo è il nome del protagonista, almeno dal punto di vista arbitrale, di questo match, che ha commesso a parer nostro degli errori, o comunque ha dato sì a delle decisioni che non sono risultate condivisibili, almeno per affar nostro. 3-0 il punteggio, e vi ricordo che la Serie A poi tra l'altro continua nella giornata di oggi con un'altra partita prima degli appuntamenti che vedranno impegnate le squadre il lunedì. Stasera alle 20:45 giocano i campioni in carica dell'Inter che sarà ospitato in trasferta a Monza, e vedremo se la formazione di Inzaghi continuerà a giocare un ottimo calcio, anche con un po' di turnover, visto l'inizio della
della Champions in questa settimana, o se avrà maggiori difficoltà contro un Monza che nella passata stagione ci ha abituato a essere davvero un fortino in per quel che riguarda le partite casalinghe, ma che quest'anno sembra avere un'impostazione decisamente diversa. Domani invece 2 match, uno alle 18:30, quello tra Parma e Udinese, con il Parma che dopo il blocco in casa del Napoli, anche a causa dell'espulsione di Suzuki, di aver dovuto giocare gli ultimi 20 minuti con un portiere non di ruolo, cerca il riscatto contro l'Udinese che invece si sta comportando benissimo in questo avvio, ben 7 punti conquistati dalla squadra friulana, e quindi vedremo un po' scontrarsi due delle formazioni che si sono comportate in maniera migliore in queste prime uscite di campionato, mentre alle 20:45 ci sarà la sfida degli ex, di tanti ex, quella tra Lazio e Verona, perché solo a pensarci sono davvero molti gli interpreti che hanno vestito entrambe le casacche, che saranno protagonisti della partita. 20:45 per chiudere questa quarta giornata, che poi, come vi abbiamo detto, riprenderà la Serie A nel suo quinto turno a partire da venerdì, e sarà proprio il Cagliari ad aprire le danze alle 18:30 nel match casalingo contro l'Empoli, quarto match casalingo tra l'altro di queste prime 5 partite, in cui speriamo si possano ottenere 3 punti fondamentali. E ci scrive Andrea, scusate, da Padova: ragazzi, credo che il problema sia un gol in 4 partite. Effettivamente anche là c'è da lavorare parecchio per migliorare la spinta offensiva e cercare di essere più precisi poi sotto porta, perché le occasioni vengono quasi sempre create. Dobbiamo dire che con questo modo di giocare la squadra riesce a arrivare in avanti, ma ci sono davvero troppi errori quando ci sono i momenti decisivi in cui si deve andare a concludere. Ancora arbitro che ha fischiato un fallo qualche secondo fa, che è stato ampiamente protestato da parte dei componenti della squadra del Cagliari. Continuano le decisioni non corrisposte da parte del direttore della Penna. Noi siamo pronti per vivere questo recupero, andiamo a farlo attraverso la voce del nostro Vittorio Sanna. Recupero con il Augello che va a cercare Luvumbo nel duello con l'avversario, 3-0 il punteggio, mentre gli idioti continuano a cantare pecore, non sapendo che il latte che bevono viene da quelle pecore, altrimenti mangerebbero altra roba che si scarta da un'altra zona della pecora stessa. Attenzione, nel frattempo il pallone che finisce dall'altra parte, ancora l'arbitro, il miglior difensore del Napoli, ha fischiato un calcio di punizione una volta su una spinta di Buongiorno su Meret, altri 2 calci di punizione su invenzioni letterarie. È stato il miglior difensore del Napoli in questa partita, veramente ridicoli, stanno raggiungendo un livello ridicolo quando affrontano squadre che sono fatte della cosiddetta povertà del campionato, con quelli che invece buttano via i denari per cercare di fare successo, senza riuscire peraltro molte volte a dimostrare il loro valore, e il Napoli lo ha dimostrato l'anno scorso, che è una di queste squadre. Rilancio avanti da parte di Meretti col pallone verso il settore di sinistra, il controllo da parte di Simeone, recupero e ancora tentativo di ripartenza da parte del Cagliari, Augello che ha ricevuto a sinistra, incrocia venendo all'indietro e poi ancora all'indietro per Luperto verso destra per Mina che si prepara al tocco, il passaggio a destra per Zappa che sbaglia, pallone recuperato ancora da Simeone, ancora il pallone nel settore di sinistra con il tentativo di accelerazione, con il cross all'interno, Luperto che spazza via mandando in fallo laterale. 91 minuti, 41 secondi e ancora 1 minuto e 20 a giocare con l'angolo in favore del Napoli. Va con molta timidezza a battere in questo caso il numero 7 Neres, l'arbitro lo invita a farlo perché altrimenti diventa troppo evidente la perdita del tempo. Ecco Neres che è andato a recuperare il pallone, lo porge e lo mette sotto il quarto di cerchio con la calma dovuta, e siamo già all'ultimo minuto di recupero con Neres pronto alla battuta. Parte il cross all'interno, Luperto che non colpisce e c'è il gol da parte di Buongiorno che colpisce in testa e manda in rete per il 4-0. Incredibile, veramente vergognoso alla fine il risultato che sta maturando, anche bugiardo, falso, inesistente, e con il Napoli che impedisce sul Cagliari. Veramente ingiusta questa sconfitta da parte del Cagliari, che non rappresenta la partita, non la rappresenta affatto, che è semplicemente un punteggio che rimarrà là
purtroppo salvato nella storia e che sarà difficilmente decodificabile. È stato bravo Bongiorno in questo caso a staccare di testa e a averla meglio su Luperto, è andato alle sue spalle, ha colpito e Scuffetta ha appena deviato senza riuscire a smanacciare il pallone e allontanarlo. Anche queste sono le differenze. Pensa al colpo di testa di Piccoli nel corso del primo tempo, al miracolo di Merette, e qui invece il colpo di testa con la palla appena deviata a Scuffetta, che peraltro ha un altro gol sulla coscienza. Finisce 4-0 per il Napoli, pesantissimo, un poker che non ci sta, una distanza che non è assolutamente quella vera tra le due squadre, un Cagliari che paga tantissimo per i suoi errori e che non viene premiata per le cose fatte per bene. E ancora una volta questo è il dato, un dato che devi contenere, che devi gestire, che non è facile gestire perché devi necessariamente tentare di non farti condizionare né dal punteggio né da questo, perché altrimenti la voglia di lavorare per costruire qualcosa di meglio, per riuscire a ottenere qualcosa di più, diventa veramente difficile da trovare. Il Cagliari in questo caso deve fare quadrato, deve evitare di farsi prendere, deve capire dove ha sbagliato, deve cercare le cose buone da cui ripartire, ma anche di correggere gli errori che fa, le ingenuità che si ripetono, quelle ingenuità che in Serie A non ti puoi permettere. Quindi completamente rotonda, nel del punteggio 4-0 per il Napoli, sconfitta assoluta alla linea per il Cagliari, che però deve rifarsi il prima possibile, deve cancellare questo brutto episodio con la squadra partenopea. Ci scrive il nostro Riccardo al numero WhatsApp: venerdì 20 partita delicatissima con l'Empoli, speriamo di giocare con il pubblico, sicuramente il 2-0 ha spezzato le gambe, l'Uvumbo non pervenuto, a questo punto la prossima volta più brutti ma pratici. Sei d'accordo Vitto? In chiusura poi anche un commento. Adesso al di là dei nomi bisogna capire bene. Intanto oggi abbiamo acquistato la consapevolezza di avere qualche giocatore in più, di poterli muovere, di poter fare qualche scelta di più. È chiaro che è difficile, questo 4-0 è pesante, ci mette la faccia però la squadra davanti alla Nord, non si tira indietro, ha tentato di fare la sua partita, ripeto, non è stata neanche brutto parlare di fortuna, non è mio colpo, ma non è stato neanche fortunato. Tu hai giocato anche con delle variabili che non sono state quelle positive. Una delle variabili che in questo calcio di Serie A continua a esserci e che non facilita il compito di chi è meno forte è proprio anche il fatto che si trovi direzioni di gara che sono veramente contaminate. Devi andare avanti e devi cercare di mettere insieme quello che è un cammino ostico, lo abbiamo visto anche oggi, ed è che va affrontato, guardato in faccia, come stanno facendo i giocatori ora davanti ai propri tifosi. Assolutamente sì, allora noi siamo in chiusura, Vitto, ci risentiamo venerdì per la partita con l'Empoli, sempre in casa, speriamo di avere il pubblico e speriamo finalmente di trovare i primi 3 punti. Sì, questo è l'altro nodo, speriamo di avere il pubblico che non si infierisca anche nel corso della settimana con altri provvedimenti, perché sarebbe oltre al danno la festa. Va bene? Assolutamente sì, salutiamo Vittorio Sanna per essere stato con noi, appuntamento quindi a venerdì, ciao Vitto. Sì, grazie Andrea, buon proseguimento anche a te da studio, appuntamento a venerdì sera per il match tra Cagliari e Empoli, ancora un match interno che affronteremo, sono 4 su 5 nelle prime partite, dobbiamo dire che il bottino è magro, ma dobbiamo cercare di vincere soprattutto con le squadre che sono alla nostra portata, che sono nella nostra zona, dove fa parte del presupposto che almeno quelle variabili di cui abbiamo parlato, gli arbitraggi ad esempio, non siano assolutamente una variabile che rema contro, considerato che, ripeto, dobbiamo necessariamente però evitare il vittimismo e pensare molto di più a sbagliare meno, che poi se sbagli meno puoi anche pareggiare 0-0, però non perdi, e questo è uno dei dati di fatto anche della presenza stasera. Assolutamente sì, salutiamo il nostro Vittorio Sanna e io sono Andrea Sanna, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a venerdì per il match con l'Empoli alle 18:30 e vi invito a rimanere qui connessi su Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sono i dettagli che ci rendono unici.
Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Denti fissi in poche ore?